Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 19 aprile. Come al solito diamo uno sguardo alle prime pagine delle agenzie di stampa. L'Ansa.it apre sulla bufera Ama, il manager che denuncia pressioni e Salvini attacca Raggi, lasci. La sindaca avrebbe fatto pressioni sui conti della municipalizzata dei rifiuti. Nessuna pressione, replica la sindaca di Roma. Indagati in Lega e PD ma parlano di me. Salvini chiede dimissioni per coprire Siri. Anche Di Maio interviene nell'audio, non c'è nessuno scandalo. E poi Siri indagato per corruzione, Conte vuole un chiarimento. Il senatore della Lega avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma del DEF, il documento di economia e finanza. Il sottosegretario ai trasporti della Lega Siri è indagato per corruzione dalla Procura di Roma, l'indagine è di Palermo. Siri tramite Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia, responsabile del programma della Lega sull'ambiente, secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire nel DEF 2018 che avrebbe favorito l'erogazione di contributi per imprese che operano nelle energie rinnovabili, norma però mai approvata. Sono tranquillissimo, non mi dimetto dal governo, ha detto il sottosegretario Siri, che assicura di avere il sostegno della Lega. Ho parlato con Salvini, mi ha detto le stesse cose che ha detto alla stampa, con Conte invece non ho parlato, ma Di Maio ha detto se i fatti sono questi, Siri dovrebbe dimettersi. Nell'inchiesta è coinvolto Arata, che risponde di concorso in corruzione, è indagato anche a Palermo nel filone principale dell'inchiesta. Secondo i PM sarebbe stato in affari con Vito Nicastri, imprenditore dell'eolico, tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Per i magistrati Siri però non sarebbe stato a conoscenza neanche dei legami tra l'imprenditore mafioso e l'ex parlamentare Arata. Siri è stato nominato responsabile economico del movimento Noi con Salvini, eccetera. Non so nulla, non so di cosa si tratti, è stata la sua prima reazione. Fa quadrato la Lega, scrive ancora l'agenzia ANSA. E alla luce delle indagini delle procure di Roma e Palermo, il ministro delle infrastrutture, Toninelli, ha disposto il ritiro delle deleghe al sottosegretario Siri, in attesa che la vicenda assuma contorni di maggiore chiarezza. Si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture, appunto guidato da Toninelli. In primo piano ancora sull'agenzia ANSA, esplosioni che scuotono Tripoli, Haftar bombarda Ain Zaram. E poi il reddito di cittadinanza, l'INPS inciampa su Facebook, risposte piccate agli utenti scatenati su importi bassi, domande anche sul sommerso, scrive l'agenzia ANSA. Che cosa è successo? La pagina Facebook INPS per la famiglia, dedicata alle informazioni e alle risposte sul reddito di cittadinanza, viene presa d'assalto dagli utenti con richieste di ogni tipo, compresa quella di chi chiede come avere il reddito lavorando in nero. L'operatore dell'istituto perde la pazienza. Insieme a risposte su come chiedere il PIN e sui tempi di attesa per conoscere gli importi del sussidio, il social media manager spazientito scrive commenti taglienti che diventano subito virali, scrive ancora l'agenzia ANSA. E poi liti e spari per le nozze tra due sposi quindicenni, 2 persone indagate per tentato omicidio, 2 nomadi nel milanese. Si è conclusa a colpi d'arma da fuoco una lite tra nomadi italiani scoppiata a Sesto San Giovanni per il matrimonio tra una ragazzina di 14 anni e un quindicenne. 2 persone sono state indagate per tentato omicidio. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa, quando i parenti del quindicenne hanno esploso 4 colpi di pistola contro l'auto dei genitori della quattordicenne, ma solo uno è andato a segno e ha infranto il fanalino posteriore della vettura. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la quattordicenne e la madre di 47 anni hanno avuto un'accesa discussione coi parenti del futuro marito nella loro abitazione, durante la quale sono state aggredite fisicamente. Il capofamiglia di 51 anni ha caricato entrambe sull'auto per accompagnarle all'ospedale. Poco dopo si è accorto di essere seguito da un'auto con a bordo i parenti del ragazzo, che hanno esploso durante l'inseguimento 4 colpi di pistola. Questo alle porte di Milano. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere la DN Kronos. DN Kronos mette in primo piano, sull'ANSA c'era anche traccia, adesso ci ritorniamo sopra un attimo, di una
polemicuzza, per così dire, con la scrittrice Murgia. Io radical chic, vediamo i curriculum. La scrittrice risponde su Facebook a un tweet del ministro Salvini. Murgia contro Salvini. La scrittrice sarda va allo scontro con Salvini dopo che il ministro dell'interno l'aveva definita radical chic. Le propongo un gioco, si chiama Sinossi dei curriculum, scrive Murgia su Facebook, ricordando la sua lunga storia di precariato prima di diventare scrittrice di successo. Nel 91, anno in cui mi diplomavo come perito aziendale, mi pagavo l'ultimo anno di studi lavorando come cameriera stagionale, feci quasi 2 mesi di assenza, la domenica finivo di lavorare troppo tardi, il lunedì non sempre riuscivo ad alzarmi, a causa di quelle assenze alla maturità presi 58 sessantesimi. Nel 92 lavoravo in una società di assicurazione, mentre lei prendeva 48 sessantesimi alla maturità classica in uno dei licei di Milano frequentati dai figli della buona borghesia. Sono contenta che lei non abbia dovuto lavorare per finire il liceo, nessuno dovrebbe. La scrittrice prosegue nei raffronti. Nel 93 iniziavo a insegnare nelle scuole da precaria, lei veniva eletto consigliere comunale e iniziava la carriera di dirigente. Insomma, io brava, tu una M, così sostanzialmente Murgia su Salvini. Ma lasciamo le cose minime per andare appunto alla prima pagina dell'ADN Cronos. L'apertura sulle inchieste che scuotono il governo, il caso Siri e poi l'esposto contro Virginia Raggi, mentre Libia l'allarme di Conte, poi ancora l'ex amministratore delegato dell'AMA, l'azienda dei rifiuti di Roma, che denuncia pressioni della sindaca Raggi. Sullo sblocca cantieri via libera del Consiglio dei Ministri, anche sul DEF, il documento di economia e finanza, via libera da Camera e Senato. E poi ancora vediamo l'Agi, agi.it, prima di andare ai quotidiani, alle pagine Facebook di Salvini e Di Maio. I sondaggi sui partiti segnalano un improvviso cambio di rotta. Dopo alcune settimane di calo, Lega e 5 Stelle registrano una ripresa. Il PD potrebbe aver esaurito la spinta prodotta dal cambio del segretario. Stabili gli altri, dice ancora l'agenzia agi.it. E poi ancora Lega e 5 Stelle ai ferri cortissimi per i casi Siri e Raggi. Andiamo adesso a vedere le pagine Facebook di Salvini e Di Maio, cominciando da Matteo Salvini. Salvini Carogna ritorna nella fogna e alla fine l'immancabile bella ciao. Ma che problemi hanno questi secondo voi? Un post di alcuni contestatori messo 17 ore fa in pagina da Salvini. E poi ancora i comunisti sono una specie in via di estinzione, come gli orsi bruni, i panda. Vanno tutelati, sono pochi ma simpatici. È l'altro post che incornicia l'apertura della pagina Facebook di Matteo Salvini. Non lo vedrete in TV o nei TG. Facciamo girare la solita ipocrisia di sinistra. In Svezia tutti gli intervistati si dicono pronti ad accogliere un profugo, ma poi succede qualcosa. Che bella la solidarietà buonista. È un servizio appunto di 2 minuti e 20 che Matteo Salvini mette in primo piano sulla sua pagina Facebook. E poi ancora il buon governo della sinistra, sanità ad Ancona, chiede una visita a 102 anni, torni nel 2020, lo ha pubblicato il Resto del Carlino. È appunto il buon governo della sinistra, scrive Salvini. Quota 100, pace fiscale, azzeramento degli sbarchi, dati alla mano, 1 minuto di video bello chiaro dedicato a professoroni e chiacchieroni, così Matteo Salvini. Sono fatto dare i dati aggiornati a oggi di tutto quello che ci hanno detto per anni che non avremmo mai fatto e invece stiamo facendo. Questo è il primo. Quota 100 dedicato alla signora Fornero, che spero lei abbia in collegamento stasera. Assolutamente sì. Se no sono preoccupato. Ci sono 119.000 fra donne e uomini italiani che si sono liberati dalla gabbia della legge Fornero, hanno conquistato il diritto alla pensione liberando posti di lavoro per 100.000 giovani. La pace fiscale di Equitalia, in 105.000 hanno avuto la cartella esattoriale di Equitalia stranciata, saldando il 10 o il 15%, tornando a lavorare a pagare le tasse. Questi sono i dati degli sbarchi. Anno scorso, ministro Minniti, anno 2019, ministro Salvini, si sono ridotti del 92%, e la cosa bella è che si sono dimezzati i morti e i dispersi in mare. Allora, parliamo meno sbarchi, dei 3 temi che meno morti. Così Matteo Salvini riassumendo. E poi per i nottamboli, ieri sera verso le 23:30 su Rai 1 con Bruno Vespa, lo rivedremo, lo risentiremo anzi, e da Torino una notizia, anzi da Biella, l'assist del talento di basket che dona il midollo alla sorella per aiutarla
a guarire, mettere da parte la carriera per salvare la vita alla sorella. Onore a Federico, l'atleta che ha fatto questo gesto. L'economia italiana è tornata a crescere, dice Banca d'Italia. Buone notizie dall'ultimo bollettino di Banca Italia, commenta Salvini. L'economia italiana torna a crescere. Senza bacchette magiche, con pazienza, fatica, impegno e coraggio si lavora per il bene degli italiani. Poi la Commissione Cultura che ha approvato la proposta della Lega per l'educazione civica nelle scuole. Il 29 aprile il testo sarà in aula alla Camera. Promessa mantenuta. Buon pomeriggio amici, non si molla, scriveva appunto ieri Matteo Salvini sulla reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole. Segnate in agenda, vi invito sabato 18 maggio alle 16:30 a Milano per una giornata di sorrisi, speranza e futuro alla quale parteciperanno i leader stranieri, nostri alleati per l'Europa del buonsenso. Milano Piazza Duomo, 18 maggio, sabato ore 16:30 e poi ci sono 6 minuti e mezzo dalla ex baraccopoli di San Ferdinando contro degrado e illegalità dalle parole ai fatti. Ieri a Perugia ci sono altri filmati sulla pagina Facebook, mentre andiamo a vedere Luigi Di Maio cosa ci scrive. L'intervento a diritto e rovescio su Rete 4, sono 30 minuti e passa, e poi in Europa risorse per miliardi di euro che possono essere investite nella nostra terra. Finora non è stato così. Tra scandali e inefficienze. Non possiamo continuare questo spreco, bisogna andare in Europa a portare anche lì il cambiamento. Sono i 2 post di apertura della pagina di Luigi Di Maio, che poi si occupa delle cose di cui ci siamo già occupati. Nei primi 2 mesi del 2019 208.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo dicono i dati dell'osservatorio INPS sul precariato. Questi sono i numeri e i fatti. Voglio vedere cosa diranno tutti quelli che gridavano che il decreto dignità avrebbe portato il paese al collasso. Meno lavoratori precari, più famiglie in grado di progettare il loro domani. Ora il prossimo passo, la crescita delle imprese. Col decreto sblocca cantieri e il decreto crescita vogliamo far ripartire i cantieri, gli investimenti innovativi, le esportazioni delle nostre eccellenze nel mondo, scrive Di Maio. Con questo lasciamo anche le pagine Facebook e torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Il governo vacilla sulle inchieste, il titolo di apertura: tensione nella maggioranza sulla giustizia. Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione, i 5 Stelle chiedono le sue dimissioni e il ministro Toninelli gli ritira le deleghe. Non me ne vado, replica Siri. Un esposto contro la sindaca di Roma Virginia Raggi e la Lega attacca: è inadeguata. Lasci. Audio rubati, dico cose normali alla difesa della sindaca di Roma. Le intercettazioni sul caso Siri le riassume in prima pagina Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Questa operazione ci è costata 30.000 euro, dice l'imprenditore Paolo Arata al figlio Francesco, riferendosi ai compensi destinati ad Armando Siri per modificare provvedimenti legislativi. Una cimice della direzione investigativa antimafia registra la conversazione. Ci sono altre intercettazioni che documentano i tentativi di far uscire quei soldi dai bilanci delle società. È il commento di Massimo Franco: 2 forze sempre più divise. Vedere 2 forze giustizialiste che si azzuffano accusandosi l'una con l'altra di incoerenza sulla questione morale dovrebbe far riflettere in primo luogo i protagonisti. La strategia degli strappi. 2 forze appunto sempre più divise, Lega e 5 Stelle. Poi c'è spazio per altri titoli in prima pagina sul Corriere. Greta Thunberg, la sedicenne che si batte per salvare il pianeta, ricevuta ieri dalla Presidente del Senato Casellati, ammette di essere poco socievole e ribelle, ma di parlare solo se serve. Odio la conversazione, parlo se serve. Il che ci interessa moltissimo. Mentre il Corriere mette in prima pagina un pezzo di Luigi Ferrarella su indagini inutili affidate per pagare il consulente, le accuse a un carabiniere, indagini inventate nel 2009-2011 presso le procure di Milano e Brescia per strapagare 1 milione di euro di consulenze a un imprenditore informatico, corruttore di un carabiniere che è il braccio destro del PM che oggi guida la procura di Trento. Ora, con l'arresto dell'imprenditore, si scopre che nel 2015 un giudice fece un esposto, ma CSM e PM di Venezia archiviarono tutto. Poi c'è Donald Trump, tentò di ostacolare l'inchiesta sul Russiagate, ma non c'è prova di collusione. Il procuratore Robert Mueller ha elencato i 10 tentativi condotti dal presidente americano per bloccare o arginare il caso sulle presunte interferenze del Cremlino sulle elezioni per la Casa Bianca. Non c'è prova di collusione, non è impeachment, dice il procuratore.
Questi sono gli argomenti di prima pagina. Il caffè di Massimo Gramellini intitolato Gli insopportabili. Riassumendo, Salvini vuole licenziare Raggi, la sindaca intercettata in quota Di Maio vuole licenziare Siri, il sottosegretario indagato in quota Salvini. Salvini e Di Maio vorrebbero licenziare Tria, che è parecchio scoraggiato. Tria vorrebbe licenziarsi e andare in pellegrinaggio in India. Di Battista, prima di partire per l'India, vorrebbe licenziare Salvini, ma anche Di Maio, anche se non lo dice, nemmeno a Conte, bla bla bla. Insomma, la solita storia, questi sono messi male, questi è il governo, scrive Gramellini. Intanto per quanto riguarda la questione dell'indagine su Siri, bufera nel governo, si dimetta, no, resti al suo posto, Toninelli gli toglie le deleghe, scoppia un caso anche per un esposto sulla sindaca di Roma Raggi. La Lega dice la sindaca è inadeguata, lasci. La giornata si è aperta con le perquisizioni disposte dalla Procura di Roma su Paolo Franco Arata, imprenditore genovese attivo nel settore dell'eolico, ex deputato di Forza Italia, ritenuto socio occulto di Vito Nicastri, accusato quest'ultimo a Palermo di avere finanziato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Arata è legato a Siri non solo da Genova, città di nascita, ma da un'intesa che sembra così solida da averlo portato nella lista dei possibili commissari per gestire lo sblocca cantieri grazie alla sponsorizzazione di Siri. Arata, secondo il PM Mario Palazzi e il procuratore aggiunto Paolo Ielo, avrebbe versato o promesso 30.000 euro a Siri, che in cambio lo avrebbe agevolato proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa, ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto mini eolico. L'imprenditore incontra più volte Siri, che finisce per essere intercettato indirettamente. L'uso delle conversazioni dovrà essere autorizzato dal Senato, ma che non si sia trattato di lecita attività di lobbying, secondo gli inquirenti, si evince dall'intercettazione in cui Arata parla dei 30.000 euro col figlio Francesco, anch'egli indagato, e con ruoli nelle società del gruppo. La prima reazione arriva appunto dal ministro Toninelli, che ritira le deleghe al sottosegretario. Così il Corriere della Sera, e poi arriva la rivelazione dell'Espresso sulle pressioni della sindaca di Roma sull'ex manager dell'Ama Rifiuti Romani Lorenzo Bagnacani. Le cose peggiorano, tutto lecito, dice il Campidoglio, ma il Carroccio contrattacca e chiede le dimissioni della sindaca Raggi. Goffa ripicca, secondo il Movimento 5 Stelle. Il retroscena, raccontato da Marco Cremonesi e Alessandro Trocino a pagina 3 del Corriere della Sera. I sospetti di Di Maio sul sottosegretario e Salvini avverte Conte. Ma cosa state facendo? Il Consiglio dei Ministri più teso di sempre a Reggio Calabria, un'atmosfera di piombo. Poco prima il viaggio in aereo non era andato meglio, il volo di Stato vede i leghisti al completo, dei 5 Stelle manca qualcuno, i gruppi dei due partiti non si mescolano, ciascuno dietro il muro che racchiude la propria squadra. Sull'aereo non ci sono nemmeno ci sono i due vice premier Di Maio e Salvini, che arrivano con due voli diversi. Non si diranno una parola neanche più tardi. Prima dell'inizio della riunione di governo, alcuni dei presenti raccontano che Salvini prenda da parte il premier Giuseppe Conte. Ma che cavolo state facendo? Ieri la Trenta che mi accusa di invadere il suo campo, oggi Toninelli che leva le deleghe ad Armando Siri, tutto senza preavviso. Così non andiamo da nessuna parte, avrebbe detto Salvini. Per Salvini l'aspetto peggiore della giornata è proprio quello, il fatto che Di Maio non abbia neppure avvertito della mossa di Toninelli contro il sottosegretario Siri, una mancanza di buone maniere. Così, a dispetto dell'andremo avanti per 4 anni, ci sono leghisti che fanno il conto alla rovescia, scrive Marco Cremonesi con Alessandro Trocino nel retroscena del Corriere della Sera. Ci è costato 30.000 euro. Cosa dicono le carte? Vediamo un po', raccontate da Fiorenza Sarzanini. Ci è costato 30.000 euro, dice Arata, parlando di Siri. È un rapporto di amicizia consolidato, quello che lega Armando Siri e l'imprenditore Paolo Arata, socio in affari di Vito Nicastri, re dell'eolico, arrestato a Palermo, accusato di aver finanziato la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Così inizia Fiorenza Sarzanini, pagina 4 del Corriere della Sera. Proprio per agevolare i propri interessi, Arata, che è stato parlamentare di Forza Italia, avrebbe puntato sul politico leghista. Questa operazione ci è costata 30.000 euro, dice al figlio Francesco l'estate scorsa, riferendosi ai compensi destinati a Siri per modificare provvedimenti legislativi.
Una cimice piazzata dalla direzione investigativa antimafia registra la conversazione. Qualche mese dopo altre intercettazioni ambientali che documentano i tentativi di far uscire quei soldi dai bilanci delle società. Siri è accusato di avere asservito a interessi privati la sua funzione di sottosegretario ai trasporti e di senatore, tra l'altro proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti in materia, trasporti, sviluppo economico e ambiente, l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il mini eolico e ricevendo indebitamente la promessa o la dazione di 30.000 euro da parte di Paolo Arata, imprenditore che da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico. Primo tentativo 30 luglio scorso. Siri propone al capo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico di inserire una modifica al decreto del giugno 2016 sugli incentivi per gli impianti. L'obiettivo è quello di garantire tariffe incentivanti più alte anche ai proprietari degli impianti FER che ne avrebbero avuto diritto, ma hanno perso tale agevolazione in quanto hanno trasmesso tardivamente la documentazione necessaria al gestore GSE per la verifica dei requisiti. La norma sembra fatta apposta per le aziende di Arata, ma al ministero guidato da Di Maio decidono di non tenerne conto e la bocciano. Siri non si dà per vinto, mentre i suoi amici imprenditori fanno riferimento a lui ci riprova e decide di inserire un emendamento analogo nella legge di bilancio. Propone di concedere gli incentivi agli impianti entrati in esercizio fino alla data del 30 settembre 2017 che documentino di aver inviato la comunicazione fine lavori al competente gestore di rete entro il 30 giugno 2017. Manda il testo al senatore del Carroccio Massimiliano Romeo, che a sua volta lo gira al ministro per i rapporti col Parlamento, Fraccaro, 5 Stelle. Il 14 dicembre 2018 Fraccaro manda una mail per conoscenza, la invia all'ufficio legislativo dei trasporti per comunicare la bocciatura dell'emendamento e specifica che l'orientamento è contrario in quanto si sposta in avanti un termine per l'applicazione agli impianti rinnovabili, bla bla bla. Siri non si dà per vinto, è di nuovo l'accusa. Per la terza volta, secondo i pubblici ministeri, esiste uno stabile accordo tra Arata, imprenditore con trascorsa attività politica da cui trae relazioni ancora in atto, ai massimi livelli, e Siri, costantemente impegnato nel promuovere provvedimenti ad hoc per favorire gli interessi di Arata con finanziamenti a cui non ha diritto. È stato Arata lo sponsor per la nomina proprio in ragione delle relazioni intrattenute. Le intercettazioni svelano incontri e pressioni che l'imprenditore avrebbe esercitato su politici e istituzioni affinché Siri fosse inserito nel Ministero per lo Sviluppo Economico e come fosse stato poi costretto a ripiegare al Ministero dei Trasporti. Le indagini documentano gli incontri di Arata con i leader della Lega, in particolare con Matteo Salvini, che nel luglio del 2017 lo invita come relatore al convegno del Carroccio. Lo sostiene su Twitter per i suoi progetti energetici con l'hashtag Facciamo Squadra, ma anche i suoi contatti in Vaticano per sostenere Siri. Rivelano i contatti con numerosi esponenti del mondo sovranista, scrivono gli inquirenti e provano che a Palermo ha trovato interlocutori all'interno dell'assessorato all'energia. L'assessore Piero Bon, grazie all'intervento di Gianfranco Miciché, a sua volta contattato da Alberto Dell'Utri, fratello di Marcello. Così il Corriere della Sera, che poi ci presenta un'intervista allo stesso Armando Siri a pagina 4. Pensavo che fare politica non fosse così pericoloso, i 5 Stelle mi stanno usando come carne da macello, che ne so io se dietro c'è un mafioso. È una roba folle, dice Armando Siri. Non pensavo che fare politica fosse così pericoloso. Ma l'ha presa o no quella mazzetta da 30.000 euro del professor Paolo Arata? Ma siamo matti? Risponde Siri. Io non so nulla di questa storia, mi auguro che si sgonfi. Sono veramente provato, seccato, sconcertato. Mi sento come se mi avessero buttato un badile sulla faccia. Quel che so di certo è che non ho mai preso un soldo da nessuno, sono tranquillissimo. Non era lei nella Lega a tenere i rapporti con Arata? Sì, ma pensavo fosse uno specchiato docente. Tutti lo stimano, è stato anche commissario straordinario all'Enea. Ha partecipato a convegni della Lega come docente esperto. Che ne so io se questo è un faccendiere? Intercettato, Arata parla di una mazzetta in cambio di un emendamento al disegno di legge di bilancio che avrebbe agevolato il re dell'eolico Nicastro. Non ne ho minimamente idea, sono allibito, non so chi sia questo imprenditore, non mi sono mai occupato
di eolico in vita mia. Quanto all'emendamento, me ne chiedono 800 al giorno, non sto a guardarli tutti, li passo agli uffici, ma non ho mai fatto alcun emendamento per aiutare Pinco, Pallino o Palletto. Nicastri, secondo gli investigatori, sarebbe legato al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Lo sapeva? La mafia, i mafiosi addirittura, risponde Siri. Ma io che ne so che c'è uno dietro che è un mafioso? Non sono mai stato a Palermo, mai stato a Trapani. Io lavoro, faccio il mio. Se mi chiamano dalle categorie, certo, tutti i giorni ce n'è uno che ti chiede cose. Facciamo questo di lavoro. Cosa ha chiesto Arata? Arata mi ha stressato, mi chiamava continuamente, tutti mi chiamano, poi le cose importanti tu le passi agli uffici, al legislativo, le metti lì, qualcuno ci penserà. Ma io non ho mai telefonato a nessuno per caldeggiare niente. L'unica cosa su cui mi sono buttato veramente è il saldo e stralcio delle cartelle fiscali. Toninelli mi ha telefonato per dirmi che mi avrebbe tolto le deleghe. Gli ho risposto, vedi tu. Salvini non avrebbe tolto le deleghe. Io la penso come Salvini, ma ora il mio solo pensiero è difendere la mia famiglia e i miei affetti. È la solita storia all'italiana, una cosa assurda, tutti sanno qualcosa, io non so niente. Luigi Di Maio chiede le dimissioni. Per cosa? Non esiste, risponde Siri. La Lega è compatta, resto dove mi trovo. So di non avere fatto nulla, mai nella vita. I 5 Stelle metteranno la vicenda giudiziaria di Siri al centro della campagna elettorale. È preoccupato? Chiede il Corriere. Usano me, risponde Siri, come carne da macello, ma la questione politica mi interessa relativamente. L'unica cosa che mi sta a cuore in questo momento sono i miei affetti. E andiamo all'altro caso, il caso Roma. Devi cambiare il bilancio dell'AMA. Le parole che imbarazzano la sindaca. Esposto e conversazioni registrate dell'ex dirigente licenziato, ma Raggi non è indagata. C'è anche una frase che fa titolo, poi vedremo sul Tempo di Roma. I romani si affacciano e vedono la merda, dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, registrata da Lorenzo Bagnacani. Bel tipo deve essere questo che registra le conversazioni con la sindaca. Ex amministratore delegato della municipalizzata dei rifiuti, licenziato dal Campidoglio lo scorso febbraio, quando la lite sul bilancio aziendale era esplosa. Parole agli atti della procura. Bagnacani si è trasformato in accusatore dei vertici capitolini, prima depositando un esposto, ora integrando la denuncia con gli audio delle sue conversazioni con la sindaca. Dal primo esposto è partita l'inchiesta dei magistrati Ielo, ancora lui, quello di Siri, e Spinelli, nella quale si ipotizza una tentata concussione. I vertici capitolini avrebbero premuto sul collegio sindacale dell'AMA, della municipalizzata, affinché modificasse il bilancio. Ci sono già i primi indagati, il direttore generale Giampaoletti, il vice Labarile e l'ex ragioniere generale Botteghi. Il nuovo materiale, depositato ora in procura, dimostrerebbe che le pressioni per far andare il bilancio in rosso ci furono, che a quelle pressioni avrebbe preso parte la sindaca, perché al di là della descrizione della situazione rifiuti, dagli audio pubblicati dall'Espresso emerge anche il diktat della sindaca nei confronti del manager: devi modificare il bilancio, anche se loro dicono che la luna è piatta. Il socio ti chiede di fare una modifica, la devi fare. Frasi che vanno lette alla luce di quanto è accaduto dopo, quando Bagnacani è stato estromesso dalla municipalizzata per non essersi adeguato agli ordini venuti dall'alto. Monta un nuovo caso che rischia di travolgere la sindaca di Roma dopo anni di bufere giudiziarie e avvicendamenti di assessori. Parole della Raggi che denunciano l'impotenza nell'amministrazione capitolina. Secondo l'opposizione e non solo, si tratterebbe di una missione di incapacità della sindaca. La sindaca si difende su Facebook, molto rumore per nulla, indagano il governatore dell'Umbria, Catiuscia Marini, per concorsi truccati nella sanità, il sottosegretario Siri per una presunta tangente di 30.000 euro tra Sicilia e Liguria, il segretario del PD, governatore del Lazio Zingaretti, per finanziamento illecito, ma parlano di me. Uso parolacce, ma non me ne vergogno perché sono incazzata quando vedo chi pensa a prendere i premi aziendali piuttosto che a pulire la città. Questo è quello che si ascolta in quegli audio. Nessuna pressione, ma solo tanta rabbia per chi non ha fatto bene il lavoro per il quale era pagato. Si pretendeva che approvassi un bilancio con il quale i dirigenti dell'AMA avrebbero avuto centinaia di migliaia di euro in più. Devi modificare il bilancio, quello significa, secondo la sindaca Raggi. I vertici del Campidoglio hanno bocciato la proposta dell'ex amministratore delegato Bagnacani, quello che registra poi le conversazioni. Io e la mia giunta abbiamo votato contro, come avrebbe fatto qualsiasi romano. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa.
e che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Passione secondo Matteo, in omaggio alla giornata di oggi, il venerdì santo. E intanto dal primo piano del Corriere della Sera un'altra questione, l'autonomia delle regioni, i paletti del ministro Tria, il quale ha detto che alcune richieste sono incoerenti con i principi della Carta Costituzionale. Comunque, per quanto riguarda l'economia, no agli aumenti dell'IVA, ha detto Tria, no alla patrimoniale, sì alla flat tax per i ceti medi. Questi passaggi con i quali il Parlamento impegna il governo sulla manovra di bilancio per il 2020 che sarà presentata a ottobre. Sono contenuti nelle risoluzioni di maggioranza con le quali la Camera e il Senato hanno approvato il DEF. Il testo è passato coi voti di 5 Stelle e Lega e parere favorevole del governo e impegna il governo ad adottare misure per il disinnesco delle clausole di salvaguardia fiscali del 2020, cioè l'aumento dell'IVA, proseguire il processo di riforma delle imposte sui redditi, attuazione della flat tax e niente tassazione sui patrimoni. Senza l'aumento dell'IVA verrebbero a mancare 23 miliardi. Il ministro Tria è poi intervenuto al Senato dicendo che quest'anno non ci sarà bisogno di manovra correttiva. La faremo al contrario, ha detto Tria, aggiunto, riferendosi ai decreti legge sblocca cantieri, approvato dal Senato, e crescita, che dovrebbero ricevere il via libera definitivo nella prossima riunione di governo. Così avremo una crescita dello 0,2% quest'anno, tanto più che ieri Banca Italia ha spiegato che nei primi mesi del 2019 il PIL dovrebbe aver segnato un aumento dello 0,1% uscendo dalla recessione. Il debito pubblico è un peso, ha detto ancora Tria, ma è assolutamente sostenibile, nel triennio scenderà. Più preoccupato è apparso il ministro nell'audizione in commissione bicamerale, poi credo che forse lo sentiremo nella commissione bicamerale sul federalismo fiscale, il ministro Tria, lo sentiamo in mattinata nel corso di quella che sarebbe lo spazio di Onda Libera, trasmetteremo anche le parole di Matteo Salvini, oltre alle parole appunto del ministro Tria sul federalismo fiscale, dove è stato sentito sull'autonomia rafforzata chiesta da alcune regioni, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, che la Lega spinge per concedere, che è richiamata anche nelle risoluzioni al DEF. Il ministro ha fissato dei paletti. In alcuni casi, ha detto il ministro, le richieste regionali non appaiono coerenti con i principi costituzionali inerenti a materie diverse da quelle elencate dalla Costituzione, che non possono essere oggetto di attribuzione. Tra queste, l'articolo 117 che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. Tria, poi rispondendo alle domande dei senatori, ha detto che le intese in discussione con le regioni però possono benissimo andare avanti. Questo per quanto riguarda appunto il tema delle autonomie. Di cui si occupa per esempio anche il Tempo di Roma. Tria frena l'autonomia e fa felici i 5 Stelle, in alcuni casi le richieste non sono coerenti con la Costituzione, e poi anche il Corriere del Veneto ovviamente si occupa della vicenda. Incostituzionali alcune richieste, invalutabile
l'impatto finanziario della riforma, ma non c'è lo stop da parte del ministro Tria. Il ministro teme una secessione tributaria, dice, interpellato dal Corriere del Veneto Stefano Artuso dello studio padovano Moschetti, che si è già occupato, un avvocato tributarista, che si è già occupato di tributi e autonomia. Parliamo di un tema delicato legato a materia di rilevanza istituzionale, la ripartizione tra le materie di esclusiva competenza statale e una nuova e diversa declinazione del sistema tributario alla luce dell'autonomia differenziata. Il ministro teme una secessione tributaria, ma non è l'oggetto delle intese col governo da parte delle regioni. Anche Zaia ha detto la sua, ultime limature, ma si va avanti così. Intanto, sempre dal Corriere della Sera, in primo piano il retroscena di Federico Fubini, la linea del ministro Tria dopo gli attacchi, d'ora in avanti la verità senza sconti, e poi un'intervista alla ministra del Sud, del Mezzogiorno, Barbara Lezzi. La ministra appunto per il Sud. Se passa l'idea leghista, problemi per il Sud, si cambi in Parlamento. Il divario tra le regioni va eliminato, è nel contratto. Io sto con Siri, chiedo scusa, sarei stata più severa, ci sarebbero gli estremi per le sue dimissioni. Già nel 2018 siamo riusciti a sterilizzare l'aumento dell'IVA, penso che ci riusciremo di nuovo. Così la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, mentre il Corriere si dedica anche alle infrastrutture e alle opere, ripartono i lavori, il via libera del governo allo sblocca cantieri, fermo da quasi un mese, e martedì è in programma anche il decreto crescita. E lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, o meglio la pagina interna del Corriere della Sera, ci sarebbe anche un'intervista a Greta Thunberg sul Corriere, mentre dalle pagine di cronaca, in primo piano un bimbo di 2 anni strangolato dalla madre perché piangeva troppo, la tragedia a Frosinone. La donna ha detto l'hanno investito, poi ha confessato invece il delitto. Con questo lasciamo il Corriere della Sera, diamo uno sguardo invece al primo piano del quotidiano nazionale, il Tempo. Il primo piano del Tempo di Roma, il quotidiano romano, che si occupa, chiedo scusa un attimo solo, un po' di confusione, ma la sto creando io con tutti i ritagli e le cose di giornale. C'è un'altra questione della quale diamo conto rapidamente, quella delle zone rosse all'interno delle città, la contrapposizione di alcuni sindaci al ministro Salvini. Per esempio, su Milano il sindaco Sala boccia Salvini, il decreto è un atto muscolare da campagna elettorale. Mi incuriosisce capire se l'arroganza salviniana avrà o meno un limite, dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala sugli aggiornamenti del decreto sicurezza firmato dal ministro dell'interno Salvini. Al sindaco non è andato giù che Salvini abbia definito distratti i sindaci che non hanno ancora istituito le zone rosse antibalordi e antidegrado. Sala boccia la direttiva Salvini che permette ai prefetti di sostituirsi ai sindaci sull'istituzione delle zone rosse, in nome dello slogan "dove non arrivano i sindaci arriviamo noi". Il sindaco di Milano definisce tra l'inutile e l'autolesionista il decreto del Viminale, perché sindaci e prefetti collaborano già benissimo senza indicazioni dall'alto. Questa collaborazione si concretizza nel Comitato Provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza, dice il sindaco Sala. Stessa roba a Bologna, Merola dice da Salvini niente di nuovo, ma la circolare manda in tilt i sindaci del PD, scrive il Corriere di Bologna. Sindaco e prefetto difendono il modello bolognese. Il prefetto impresa dice abbiamo sempre agito in sinergia col sindaco. La questione la troviamo anche sul Corriere fiorentino, i sindaci fiorentini di centrodestra dicono sì a Salvini, no del Movimento 5 Stelle. Nogarin, sindaco di Livorno, risponde a Salvini: se vuole sostituirsi a noi si candidi sindaco. Anche a Napoli De Magistris dice Salvini contro i sindaci, ma il Viminale precisa: prima si lamenta e poi recrimina. Con questo lasciamo il tema, diciamo così, dei sindaci e dei prefetti, mentre dicevamo dal Tempo di Roma in prima pagina l'apertura con il titolo forte di cui il direttore Franco Bechis chiede scusa ai lettori per la parolaccia: i romani alla finestra vedono merda, è il titolo d'apertura del Tempo. Virginia Raggi intercettata mentre ammette con crudezza la sporcizia della capitale e se aumento la Tari i cittadini mettono la città a ferro e fuoco, altro che gilet gialli.
Chiedo scusa per il titolo un po' forte, non mi piacciono le parolacce, ma il virgolettato non è mio, è stato usato in un colloquio registrato a sua insaputa dalla sindaca di Roma. Non ho trovato il modo di tradurlo, perché la sindaca ha reso in modo efficacissimo l'impressione che i suoi cittadini hanno della pulizia in gran parte di Roma. Dalla finestra vedono merda. In qualche modo quella frase ci dice forse per la prima volta in modo chiaro che Raggi non vive sulla Luna, ma è ben cosciente delle condizioni pessime, scrive Franco Bechis, in cui versa la città che amministra. Quel colloquio è stato pubblicato dall'Espresso ed è entrato nella polemica politica quotidiana come accusa alla sindaca. Avendo ascoltato gli spezzoni audio, ho avuto la sensazione opposta, scrive Franco Bechis. La registrazione è stata fatta in segreto dalla persona con cui Raggi stava parlando, l'ex amministratore dell'AMA, Bagnacani. C'erano problemi di bilancio alla società che dovrebbe tenere pulita la città e raccogliere i rifiuti. Probabilmente il manager aveva chiesto un aumento della tariffa pagata dai romani. Riporto la risposta data dalla sindaca. Io oggi non posso aumentare la Tari, perché se i romani vedono, grazie anche ai sindacati e agli operai che non hanno voglia di fare, si affacciano e vedono la merda in città, in alcune zone purtroppo è così, in altre è pulita, ma quando gli dico la città è sporca, però ti aumento la Tari, mettono la città a ferro e fuoco, altro che gilet gialli. Il discorso, per quanto pronunciato in privato, non fa una grinza, commenta Bechis. I romani già oggi pagano la tariffa per lo smaltimento rifiuti più alta d'Italia, in cambio uno dei servizi più scadenti. Un altro spezzone di audio di quel colloquio riguardava un contrasto fra Raggi e il suo manager sulle poste di bilancio dell'AMA. Viene interpretato come pressione della sindaca sull'amministratore, ma bisogna tenere presente che il Comune di Roma è comproprietario al 100% della società raccolta rifiuti. Ha il diritto di cambiare il suo consiglio di amministrazione se non gode della fiducia dell'azionista, il Comune, e anche di contestare il bilancio, cosa che avrebbe a pieno diritto fatto il giorno dell'assemblea, probabilmente bocciandolo. Alla Raggi, di cui ha chiesto le dimissioni Salvini, semmai si può eccepire la tardività della presa di coscienza sulle condizioni di Roma e anche il fatto di non avere avviato per tempo un'operazione verità sulla situazione dell'AMA e della raccolta rifiuti. Siamo a 3 anni di governo della città e chi la guida deve prendersi le sue responsabilità senza far riferimento a chi è venuto prima e alla solita cantilena su Mafia Capitale, scrive il direttore del Tempo di Roma, Franco Bechis. La Raggi è stata votata dai romani proprio per staccare da quel passato, ma anche per vedere amministrata decentemente la propria città, operando scelte che non vengano cambiate ogni 3 minuti. Così il direttore del Tempo di Roma. Sulla città fuori controllo, come ammette Raggi. Sul Corriere della Sera, in cronaca romana, le registrazioni fatte dall'ex amministratore delegato dell'AMA rese note dall'Espresso e di cui abbiamo già parlato sostanzialmente. Mentre per quanto riguarda la questione dell'eolico di Palermo e del sottosegretario Siri, vi segnalo un pezzo della Sicilia. In primo piano l'inchiesta ruota su una tangente da 30.000 euro, ma il leghista dice non c'entro, e poi il personaggio Paolo Arata, tra politica, chiesa e mafia, le 1000 entrature di Arata, faccendiere vicino a Forza Italia e Lega. Per i PM è lui l'uomo chiave dell'inchiesta. E poi c'è anche Vito Nicastri, il re del vento, e le sue amicizie pericolose, dai Salvo a Messina Denaro, il soggetto inquisito da Palermo. Vediamo però anche l'apertura di Repubblica. Mazzette e mazzate, il titolo principale. Caso Siri, sottosegretario indagato, Salvini non vuole che si dimetta. Caso Raggi, audio rivelano l'ordine al manager dell'AMA, devi cambiare il bilancio. Ma la sindaca dice sì, lo rivendico, cambiare il bilancio, perché quello voleva metterci aumenti delle tasse e anche delle retribuzioni per i gestori dell'azienda municipalizzata dei rifiuti. La Repubblica mette in primissimo piano questa inchiesta di Siri indagato, la lite nel governo, e poi il faccendiere Paolo Arata, 68 anni, genovese, professore di ecologia. L'ascesa del professore leghista in affari col prestanome dei clan, sponsor di Siri al governo. Arata, legato al signore dell'eolico in odore di mafia, aveva contribuito al programma di Salvini. 3 tentativi di far diventare legge un aiutino alle rinnovabili, secondo gli investigatori. Poi c'è il caso Roma, di cui abbiamo già visto ampiamente, e l'aspetto politico, il retroscena su Repubblica. Salvini furioso affronta Conte, Di Maio non gli parla più.
C'è un'intervista su Repubblica a Edoardo Rixi. Siamo stufi dei 5 Stelle, così si va a votare subito. Non è solo Salvini ad essere stufo dei 5 Stelle ormai, siamo tutti stufi, tutti, nessuno escluso. Ma vi sembra normale che ogni santissimo giorno che il Signore manda in terra questi ci attaccano su ogni cosa? Il leghista Rixi è vice ministro delle infrastrutture, come Armando Siri. Si aggira per il transatlantico, difende il collega Siri, attacca i 5 Stelle. È una storia finita o quasi, se a parlare così è uno degli uomini più vicini a Salvini. Ci siamo scocciati, ora basta, dice Rixi. Toninelli ha revocato le deleghe a Siri, senza consultare nessuno, ma vi sembra normale? Esce un lancio ANSA e in 7 minuti annunciano che gli tolgono le deleghe, come se non aspettassero altro. Sono senza parole. Non hanno avvertito Siri. Toninelli non lo ha chiamato neanche un SMS. Per la verità poi Siri racconta però al Corriere che è stato chiamato da Toninelli. In ogni caso non hanno avvertito Salvini. Pare che neanche il Presidente del Consiglio sia stato consultato, eppure era convocato un Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria. Quale migliore occasione per confrontarsi? Potevano affrontare lì la vicenda politicamente, poi Siri autonomamente avrebbe deciso il da farsi. Ora fate sfoggio di garantismo, dice Repubblica, ma poche ore fa Salvini era in piazza in Umbria per cavalcare l'inchiesta che ha travolto la governatrice Marini. Siete incoerenti. Ma Marini si era dimessa, osserva Rixi, e comunque neanche Toninelli conosce le carte, ma non hanno aspettato neanche 10 minuti. Quanto a Virginia Raggi, il suo audio, le dimissioni, se avessimo avuto un audio di Siri che diceva qualcosa di grave saremmo stati i primi a dirgli di farsi da parte, ma qui non c'è nessun audio né l'emendamento di cui si parla. Mentre si svolge la conversazione alla Camera, Rixi non sa che a sera emergerà che l'emendamento in questione esisteva ma fu stralciato. Quanto a Raggi, se si sono comportati così con Siri, cosa possono fare con lei? A questo punto devono dirle di farsi da parte. Tra l'altro parliamo di un sindaco che non è capace di tappare le buche di questa città. Che ci fate al governo insieme se litigate su tutto? Chiede Repubblica. Beh, ma non possiamo mica votare prima delle europee, in piena campagna elettorale. A giugno? Sono loro che stanno facendo di tutto per portarci a votare a giugno. Salvini è stufo? Siamo tutti stufi. La situazione non è semplice. Salvini sa che c'è una legge elettorale proporzionale, che non è detto che dopo il voto esca una maggioranza e magari ci ritroviamo con la stessa maggioranza di oggi. Insomma, non è facile. Resta il fatto che succedono cose assurde. Lo sa Di Piaggio Aerospace? Oltre 1000 dipendenti fermi senza lavoro perché i ministeri guidati dai 5 Stelle non sbloccano le commesse. Ma possibile che fanno sempre così? Così Edoardo Rixi su Repubblica, intervistato da Repubblica. Di Tria abbiamo già detto, del reddito di cittadinanza pure, e da Casellati ai leghisti spiragli invece per Radio Radicale, scrive Repubblica sempre nelle pagine di politica interna. L'appello di Bonino a Conte in Senato sui fondi, ripensateci. Fate una gara per la sopravvivenza di Radio Radicale. Poi abbiamo la pagina degli esteri di Repubblica, questa magari la vediamo dopo. Intanto andiamo a dare un'occhiata anche al primo piano della Stampa di Torino, la Stampa di Torino che apre con il caso Siri, ovviamente, corruzione, Siri indagato, la Lega è pronta al voto. Ecco qui quello che dice sostanzialmente Rixi nell'intervista a Repubblica, lo mette nel titolo la Stampa di Torino. I grillini dicono andiamo dai magistrati con i documenti, ma Salvini difende Siri. E poi ancora in primo piano sulla Stampa, Bellocchio racconta il traditore Buscetta al Festival di Cannes. Qui parliamo invece di cinema. Il traditore è il titolo del film dello storico regista italiano Bellocchio, mentre il primissimo piano anche della Stampa è dedicato a Siri e Raggi nei guai. Le inchieste fanno vacillare il governo, la promessa di una tangente di 30.000 euro per l'eolico, raccontano le carte. Il Movimento 5 Stelle dice abbiamo le prove contro il sottosegretario, questo sarebbe il retroscena della Stampa. Siri sotto assedio, grida al complotto, non mi dimetto. E poi c'è un articolo della Stampa sul figlio dell'imprenditore Arata, indagato tra gli architetti del sovranismo. Federico Arata è il tramite fra Salvini e Steve Bannon. Vive a Londra ma è spesso al Viminale come consulente informale del ministro. Federico Arata ieri ha cancellato i propri profili dai social network. Uno degli ultimi post 2 giorni fa lo ritraeva all'interno del Viminale.
è il figlio di Paolo, è estraneo all'inchiesta che ha interessato il padre e l'altro fratello, Francesco. Rischia di essere lui il personaggio più interessante di tutta la vicenda, scrive Gianluca Paolucci, come a dire il resto è un po' fuffa. Vive tra Milano e Londra, se è uno che non c'entra nulla è il più interessante, siamo a posto. Vive tra Milano e Londra, si vanta di essere uno degli architetti dell'Internazionale sovranista, così La Stampa di Torino. Poi c'è la storia dei rifiuti e dell'audio di Virginia Raggi. Su Tria abbiamo già detto, sulla questione dei prefetti e delle zone rosse pure, la gaffa dell'Inps su Facebook, le risposte offensive agli utenti. Beh, se ti chiedono fesserie come posso prendere il reddito lavorando in nero, ci sta anche che un simpatico funzionario li mandi un pochino a quel paese quelli che chiedono ste fesserie qua, o no? Mentre dalla Stampa va segnalato a pagina 15, nel pagina di cronaca, il resoconto di un'indagine, braccianti schiavi adescati sui social, da Bucarest all'Italia, per 3 euro all'ora a Matera, costretti a lavorare 18 ore al giorno da una gang di caporali. Dopo 17 arresti, la gara di solidarietà tra imprenditori per offrire lavori. 4 aziende affittavano i lavori senza versare contributi, con paghe da fame. La banda si serviva di un impiegato comunale, di un sindacalista. Corrotti, scrive Paolo Russo sulla Stampa di Torino. Mentre sempre dalla Stampa in cronaca, reati prescritti e niente carcere nella capitale dei crimini impuniti. Se ne occupa Nicola Pinna, siamo in Sardegna, Tempio Pausania. Solo 2 giudici, 1300 sentenze dimenticate. Il presidente del tribunale dice il ministero se ne frega, il presidente Magliulo. I cittadini chiedono che siano rispettati i diritti, c'è il rischio che si facciano giustizia da soli. Non abbiamo neanche il personale per cercare i corpi di reato spariti. Me ne vergogno. Quelle che si devono rassegnare sono le famiglie che si sono ritrovate la casa a soqquadro dopo un blitz dei ladri. Una banda specializzata per mesi ha preso di mira il nord Sardegna. Professionisti dello scasso arrivavano a Olbia in traghetto ogni venerdì. La domenica ripartivano per Civitavecchia, bottino ricco. 200 colpi in poco tempo. Un'inchiesta di procura e carabinieri smaschera tutto nel 2008. Il processo non si farà mai. Non c'è più tempo, ha detto il giudice nel corso dell'ultima udienza. Sui reati, la prescrizione. I ladri l'hanno fatta franca. Le vittime dei furti non avranno giustizia né risarcimento. Nel palazzo del tribunale di Tempio Pausania il caso non è isolato. Centinaia di fascicoli sono fermi da anni, accatastati, perché i magistrati sono pochi, i processi non si possono celebrare, i delinquenti riescono a scamparsela. Il sistema giudiziario è il motore in panne nella capitale dei crimini impuniti. Tempio Pausania, scrive La Stampa di Torino, con il sempre ottimo Nicola Pinna in cronaca. Mentre lasciamo il quotidiano torinese e andiamo a vedere La Verità. La Verità apre con questo titolo: governo a rischio per 30.000 euro. L'indagine sul sottosegretario leghista Siri per una presunta mazzetta scatena i grillini. Toninelli gli ritira le deleghe. Di Maio ne chiede le dimissioni immediate. Il Carroccio lo difende. È solo l'ultimo episodio della guerriglia tra i due partner, però può essere quello fatale, scrive Maurizio Belpietro. Continuare con questa rissa intestina rischia di essere fatale per il governo. È Fabio Amendolara, cronista giudiziario, che si occupa della vicenda Siri. Accusa al leghista Siri prese 30.000 euro per aiutare le aziende vicine al boss Denaro. Tangenti in cambio di modifiche alle norme sull'eolico, la difesa di Siri è una follia. Secondo i PM romani, il papà della flat tax sarebbe stato legato a un ex faccendiere, ex Forza Italia, ma nessuna richiesta è poi diventata effettivamente legge. Paolo Arata avrebbe intrecciato affari con Nicastri, che la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, considera essere un finanziatore della latitanza del capo mafioso. Questo l'abbiamo già visto. Intanto i sindaci rossi vogliono tenersi stretto il degrado, scrive Francesco Borgonovo. E poi sempre dal taglio alto è la questione dei prefetti e dell'ordine pubblico e le zone rosse. E dal taglio alto sempre della Verità poi c'è Marcello Veneziani: Salvini al bivio per evitare il burrone. Esiste un solo modo, scrive Veneziani. Di cosa si sta ragionando? Del fatto che Salvini deve guardare lungo
perdurare, scrive Veneziani. Il vice premier ha la capacità di convertire in voti tutto l'odio che gli viene riversato contro. Strategia efficace, ma di corto respiro. Presto sarà al limite dei consensi. Da lì possono accadere due cose: finire nel baratro o proseguire, ma con azioni concrete. In questa epoca emozionale i leader sono soggetti a una parabola inevitabile: successi repentini, rapidi crolli. Una chiave possibile per scongiurare questa dinamica è rinunciare alle conquiste istantanee e puntare su profondità e disegni duraturi. E sempre dalla prima pagina della Verità: i misteri della banca che finanzia Prodi, l'istituto di San Marino, piovono accuse sull'istituto che erogò 750.000 euro alla società del fratello di Romano Prodi. Il pezzo è di Simone Di Meo, è un'inchiesta molto trascurata da tanti quotidiani, tranne che dalla Verità. I misteri della banca a San Marino in affari con la società di un Prodi. Inchiesta sul CIS, Istituto di Credito di San Marino, che avrebbe concesso grandi finanziamenti senza coperture a persone e aziende. Fra queste una che tratta scorie atomiche, in cui c'è il fratello di Romano Prodi. Un ristretto gruppo di manager, secondo l'accusa, avrebbe promosso un programma criminoso per commettere più misfatti. Nei fascicoli anche il nome di un finanziere di Matera, ex barman in Olanda, divenuto broker a Wall Street senza una laurea. E sempre dalla prima pagina della Verità, Daniele Capezzone si occupa della Treccani. Anche la Treccani si mette a fare politica di sinistra, anche la Treccani si butta a sinistra. L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che fra i suoi azionisti ha molti enti pubblici, scrive Capezzone, farà uscire una propria collana di libri. Fra questi, accanto a saggi di indubbio valore scientifico, figurano molti testi militanti, tutti di chiara matrice progressista. Fra gli autori selezionati ci sono fan di Corbyn, ultras dell'anticapitalismo e il solito Giuliano Amato. Sembra che il pensiero liberale lì non abbia più diritto di cittadinanza. E ancora, dalla prima pagina della Verità, liberisti per finta, scrive Alessandro Rico, perché bisogna dare soldi pubblici alla radio dei radicali? A Radio Radicale, si domanda Rico. I radicali fanno i liberisti su tutto, tranne che sui fondi pubblici alla loro radio. Contro il taglio dei contributi all'emittente della lista Pannella si mobilitano giornalisti e intellettuali, ma il servizio non è mai stato aperto alla concorrenza e i lavori delle Camere sono già seguiti da Rai Parlamento. Infine, e l'opinione non è isolata, questa opinione di Alessandro Rico, lo pensano in tanti. Mentre il vescovo di Parigi ha detto che Macron offende i cattolici, un duro commento al discorso del presidente dopo il rogo di Notre Dame. Lasciamo con questo anche la prima pagina della Verità, vediamo il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con Salvini, Siri e quei compari in Sicilia. Il sottosegretario è indagato, tangenti da socio dell'uomo di Messina Denaro. Di Maio chiede le dimissioni, la Lega lo difende, chiede la testa della Raggi. È la Rata che traccia il solco, L' Arata, cioè il protagonista dell'indagine che coinvolge Siri. Scrive Marco Travaglio: mentre si discute se il sottosegretario leghista Siri debba lasciare il governo o no, diciamo subito, Siri non avrebbe mai dovuto entrarci nel governo, avendo patteggiato 1 anno e 8 mesi per bancarotta fraudolenta. Ci avessero chiesto di scommettere su chi avrebbe provocato il primo scandalo, avremmo puntato su Siri, specie alla luce delle sue incredibili interviste a favore del TAV, dei condoni, della deregulation sugli appalti, contro l'anticorruzione. Eppure Salvini riuscì a piazzarlo come vice di Toninelli, a far la guardia alle grandi opere tanto care al partito degli affari. Ora però c'è un'altra ottima ragione perché Siri tolga il disturbo, scrive Travaglio. L'accusa di avere asservito le pubbliche funzioni di membro del governo e del Parlamento per far approvare in cambio di 30.000 euro norme a favore di un imprenditore dell'energia eolica ritenuto socio occulto di un uomo legato a Matteo Messina Denaro. I dettagli nelle pagine di cronaca. Qui bastano pochi elementi per illustrare la gravità dei fatti, non solo per Siri ma per Salvini. Il 16 luglio 2017 Salvini invita a parlare al convegno programmatico a Piacenza un certo Paolo Arata, genovese come Siri, ex deputato di Forza Italia, imprenditore dell'eolico con società fra cui Etnea SRL di Trapani. Lo accredita con 3 tweet che lo esaltano come autore del programma della Lega sull'energia. Come far scrivere il programma sui trasporti alla Fiat, quello sulla sanità alla Bayer. Il 1 giugno 2018 Salvini diventa vice premier, ministro dell'interno.
se ne infischia del conflitto di interessi di Arata, tentando di piazzarlo alla presidenza dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La volpe a guardia del pollaio, ma il ministro responsabile della nomina è Di Maio e Arata non passa. Ora i PM di Palermo, che danno la caccia a Messina Denaro, scoprono: 1. Arata è socio occulto prestanome del re dell'eolico Vito Nicastri, ai domiciliari dopo una condanna definitiva per corruzione e truffa nell'eolico e una misura di prevenzione antimafia per confisca record da 1.300 milioni per i legami con Messina Denaro. Secondo, Arata è salito sul carro di Salvini e Siri, ma non è mai sceso da quello della peggior vecchia politica siciliana. Per i permessi dalla regione siciliana mobilita Alberto Dell'Utri, fratello del mafioso Marcello, Calogero Mannino, Gianfranco Micciché. Terzo, Arata, scrivono i PM, chiede a Siri una modifica degli incentivi connessi al mini eolico, più favorevole alla sua società, e Siri, anziché levargli il saluto, si attiva. Ma viene stoppato dal Ministero dello Sviluppo, Di Maio. Ora, non sappiamo se Siri abbia ricevuto 30.000 euro da Arata o li abbia pattuiti, lo stabiliranno i giudici, con qualche difficoltà vista l'incredibile decisione degli inquirenti di interrompere le intercettazioni sul cellulare di Arata mentre stava per incontrare Siri a Roma. Ma bastano i fatti fin qui accertati per aprire un problema politico, simile ma ancor più grave di quello che portò alle dimissioni nel governo Renzi di Federica Guidi per un emendamento pro petrolieri, sollecitato da un lobbista, compagno della ministra. Né Salvini né Siri sapevano che Arata è legato all'uomo di Messina Denaro, anche se le sue società eoliche avrebbero dovuto allarmarli. Nel trapanese lo sanno anche le pietre, che le pale bianche sono targate Messina Denaro. Dunque, almeno per il suo conflitto di interessi, Salvini avrebbe dovuto, scrive ancora Marco Travaglio, evitare di fargli scrivere a questo Arata il programma sull'energia e di sponsorizzarlo all'agenzia Arare. E da ministro dell'Interno e della Polizia avrebbe potuto informarsi sulle sue strane attività trapanesi. Non l'ha fatto, dovrebbe scusarsi con gli italiani per la clamorosa leggerezza, puntare sull'uomo sbagliato e prestare in futuro maggiore attenzione a chi sale sul suo carro, soprattutto al sud. Siri, che incontrava spesso Arata, avrebbe dovuto respingere le sue richieste di interventi normativi ad personam. Invece si diede da fare per assecondare i suoi interessi privati e tanto basta a renderlo incompatibile come la Guidi con un incarico di governo. La vecchia Lega di Bossi, al solo sentir parlare di appalti in Sicilia e di suoi uomini in combutta col socio del prestanome di un boss per giunta amico di Mannino e Dell'Utri, avrebbe fatto piazza pulita. Invece Salvini difende Siri e chiede le dimissioni della Raggi, sindaca di Roma, che diversamente da Siri non è indagata né sospettata di tangenti, deve dimettersi per non aver firmato lo strano bilancio dell'AMA già bocciato da collegio sindacale, ragioniere generale, direttore generale, segretario generale del comune. Bilancio che avrebbe consentito ai dirigenti di assegnarsi lauti premi per il pessimo servizio reso alla città. Invece Siri, conclude Travaglio, indagato per tangenti in quel bell'ambientino, deve restare al governo. Forse un giorno capiremo perché Salvini non può scaricare né Siri né Arata. E forse, ipotizza Travaglio, non sarà una bella scoperta. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 70
77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Una bassa pressione in evoluzione sul Mediterraneo occidentale ci interesserà con le sue nuvole a partire da lunedì Sant'Angelo, ma fino a Pasqua le nostre regioni resteranno sotto l'anticiclone che risale dall'Egitto fino all'Europa centrale con prevalenza del sole e clima mite. Ma vediamo nei dettagli. Per oggi una giornata soleggiata con leggera foschia, su Alpi e Prealpi nuvole irregolari al mattino e nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi in dissoluzione a sera. Asciutto, rialzo delle temperature, le massime per oggi tra 20 e 23 gradi. Domani sabato soleggiato con foschia, poche nuvole sui monti, velature di nubi alte in arrivo in serata a partire da Liguria e Emilia Romagna, temperature massime comprese tra 21 e 24 gradi. Domenica di Pasqua in parte soleggiato con passaggi nuvolosi estesi al mattino e cielo velato nel pomeriggio, senza pioggia, le temperature massime in calo di un paio di gradi. Per quanto riguarda la tendenza di lunedì Sant'Angelo, variabile, un po' di sole al mattino, poi coperto nel pomeriggio e forse deboli piogge in serata a partire da Meridione, dalla Liguria, dall'Emilia, le massime comprese tra 16 e 18 gradi. Martedì una giornata grigia e piovosa ma non freddo, neve sulle Alpi solo oltre i 2000 metri di quota circa. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana di Pasqua. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. La passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, che ci accompagnerà questa mattina del Venerdì Santo. Intanto dal primo piano del Fatto Quotidiano i rifiuti, Roma, Salvini, Raggi, Siri eccetera, l'abbiamo già stravisto. Non è che il Fatto Quotidiano dia dei ragguagli in più neanche dal punto di vista delle indagini. Comunque Armando Siri era costantemente impegnato, scrivono gli inquirenti, nel promuovere provvedimenti regolamentari o legislativi che contenessero norme ad hoc per favorire gli interessi dell'imprenditore genovese Paolo Arata, ampliando a suo favore gli incentivi per l'energia da fonte rinnovabile a cui non aveva diritto. Sono le accuse pesanti della Procura di Roma, dove Siri è accusato di corruzione. In cambio dell'asservimento della propria funzione pubblica avrebbe ricevuto la promessa e/o d'azione di 30.000 euro da parte dell'ex parlamentare forzista Arata,
che lo ha interpellato per ideare il progetto del carroccio sulle energie. I magistrati sospettano ci siano state attività per far entrare gli interessi dell'imprenditore negli atti governativi. Che dietro questa attività ci fosse una tangente ne parla in alcune intercettazioni Arata con il figlio Francesco. L'indagine su Siri è stata trasferita a Roma dai colleghi di Palermo. Qui Arata ha guai altrettanto gravi, e questa è la vicenda che riguarda direttamente Arata, che lo porta poi dai pressi del mafioso Messina Denaro. Questo sul Fatto Quotidiano di oggi. Dal Fatto Quotidiano passiamo a Libero. Se sale l'IVA crescono gli evasori, è il titolo d'apertura, così si incentiva l'illegalità. Tria pensa che aumentare l'imposta sui consumi sistemerà i conti, ma è una pia illusione. Più tasse da sempre significano più nero. Fattura elettronica, sistema in palla. Si devono fare i calcoli a mano, titola ancora Libero. Il reddito di cittadinanza è già fallito, protesta pure chi lo riceve, così la mette Sandro Iacometti in prima pagina su Libero, o meglio, Sandro Iacometti, Attilio Barbieri e altri giornalisti che si occupano di tutte queste cose insieme. Il caos della fattura elettronica, per esempio l'imposta di bollo si deve calcolare a mano, gli importi stimati dall'Agenzia delle Entrate sono quasi tutti sbagliati, così i commercialisti sono costretti a quantificare le cifre corrette su ciascun documento, chiesta una proroga. Questo è l'argomento di apertura economico. Poi la mancia grillina è un bidone vuoto, è il titolo dell'editoriale firmato da Vittorio Feltri. Il reddito di cittadinanza non contiene palanche a sufficienza per soddisfare tutti i richiedenti sussidio. Sapevamo da tempo che il provvedimento era velleitario, è un flop. Abbiamo la prova che i sospetti erano fondati. La previdenza sociale non è in grado di capire a chi spettino i soldi e quanti ne debba sborsare, scrive Vittorio Feltri. Non si capisce bene sulla base di che cosa, peraltro. A coloro che bussano a cassa i funzionari INPS rispondono malamente, ignorando come devono comportarsi, li mandano al diavolo. Abbiamo insieme un po' di notizie diverse. Feltri, mentre in primo piano Conte promette soldi al sud, una pioggia di quattrini, vertice di governo in Calabria, scrive Renato Farina, poi la ministra della difesa Trenta che bombarda Salvini. E poi miracolo dalla D'Urso, riconosce la figlia in TV dopo 34 anni e gli italiani animalisti in salotto ma non a tavola. Sono questi i temi di primo piano del quotidiano Libero. Poi c'è la pagina giudiziaria, botte tra Lega e 5 Stelle, l'alleanza di governo non regge più, le accuse reciproche sono quotidiane, un odio sopito che in vista del voto riemerge. Il leghista Siri indagato per una legge mai approvata, Toninelli gli ritira le deleghe, scrive ancora il quotidiano Libero. E poi Filippo Facci sulla Libia, fra beduini e scafisti della Libia non frega niente a nessuno se non per la paura di nuovi profughi. Macron ci contrasta perché vuole il petrolio libico, il governo giallo-verde si lamenta ma fa poco, il maresciallo Haftar avanza, gli interessi italiani rischiano grosso. Così la mette Libero. Poi c'è un'altra pagina dedicata ai senatori italiani in ginocchio da Greta, che li insulta. Il nuovo idolo era in Parlamento, la giovane ambientalista svedese a Palazzo Madama. Ci avete mentito e rubato il futuro, ha detto. Oggi manifestazione a Roma. Così Libero. Mentre da Libero andiamo al primo piano del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che apre con il caso Alitalia, incamerati i 900 milioni del prestito pubblico. Dopo 3 proroghe il governo elimina il termine fissato dal decreto semplificazioni del 30 giugno per il termine del 30 giugno per la restituzione del prestito ponte di 900 milioni concesso ad Alitalia dal Ministero dell'Economia. La novità è prevista nelle prime bozze del decreto crescita, nell'articolo 38, per consentire l'eventuale ingresso del Ministero dell'Economia nel capitale sociale della nuova Alitalia. È previsto infatti che il Ministero possa usare i proventi degli interessi sul prestito, stimati in 145 milioni, per sottoscrivere quote di capitale della nuova Alitalia, società che verrà costituita, se avrà successo, il progetto delle Ferrovie dello Stato con altri soci per rilevare Alitalia. Finora le adesioni sono ferme al 60% del capitale. Su questo fronte c'è da registrare la chiusura di Atlantia sull'ipotesi di un ingresso nella nuova società di Alitalia. Per l'amministratore delegato Castellucci del gruppo Benetton e Autostrade, insomma, non c'è nulla. Il CDA non ha mai affrontato il tema. Tornando al decreto, il prestito sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo di amministrazione straordinaria a valere
e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia. Potrebbero volerci anni, considerando i tempi delle procedure. Dalla norma si comprende che i soldi potrebbero non essere restituiti, così scrive il Sole 24 Ore. E poi le novità del decreto sblocca cantieri, per gli appalti escluso dalle gare chi evade. Il decreto prevede un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. E poi i casi Siri e Raggi che scuotono il governo, esplode la tensione tra Lega e 5 Stelle, ma c'è anche la questione del bonus ristrutturazioni in prima pagina sul Sole 24 Ore, anche senza l'invio dei dati all'Enea. La mancata comunicazione non comporta la revoca dell'agevolazione fiscale. Questo riguarda molti che hanno fatto interventi in casa. Non c'è revoca del diritto alla detrazione, niente sanzione per l'invio mancato o in ritardo della nuova comunicazione Enea dedicata a lavori che accedono al bonus casa generico del 50%. Questa è una notizia positiva per i cittadini. Mentre vediamo anche la prima pagina del Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Anche qui c'è la questione della guerra giudiziaria 5 Stelle e Lega, ma anche il super ponte. Scuole chiuse da ieri, molte riapriranno il 2 maggio. Vacanze troppo lunghe, scoppia la polemica coi presidi, scrive il Quotidiano Nazionale. Il commento sul governo è l'ordalia finale, firmato da Raffaele Marmo in primissimo piano sulla questione dei casi Siri e Raggi, che sono i casi gemelli di oggi. Le rispostacce dell'INPS agli utenti su Facebook, le scuse del presidente, esplode la rabbia per gli assegni da 40 euro. Monta la protesta di coloro che stanno ricevendo SMS e mail di conferma dell'attribuzione del reddito con importi irrisori. Se è vero che il sussidio è un'integrazione che può scendere fino a 40 euro come tetto minimo, è altrettanto vero che la propaganda aveva fatto diventare la cifra dei 780 euro il riferimento della misura, il riferimento chiave della misura, scrive il Quotidiano Nazionale. Dal Quotidiano Nazionale al Giornale, manette e dimissioni, il governo sta per cadere, titola il Giornale. Volano gli stracci, il Movimento 5 Stelle fa fuori il salviniano Siri, indagato per corruzione. La Raggi nei guai per pressioni sui bilanci. La Lega dice così si vota a giugno. Il cigno nero è il titolo del pezzo di Alessandro Sallusti. Potrebbe essere l'evento imprevedibile che cambia il corso della storia. Armando Siri, raggiunto ieri da un avviso di garanzia per corruzione. Il suo capo gli ha tolto le deleghe. Di Maio ne chiede dimissioni. Salvini non ne vuol sentir parlare. Questo potrebbe essere appunto l'evento che cambia il corso della storia. Che questa inchiesta deflagri proprio oggi è sospetto, scrive Alessandro Sallusti. È inquietante che ciò avvenga il giorno in cui l'Espresso svela delle registrazioni dell'inchiesta sull'azienda rifiuti di Roma, nelle quali Raggi fa pressioni per sistemare il bilancio in un certo modo. Un colpo alla Lega, l'altro ai 5 Stelle, fatti apposta per mettere entrambi con le spalle al muro. Il giustizialismo ipocrita dei 5 Stelle di Palazzo è nel mirino di Augusto Minzolini. Il leghista Basini dice che il PD ha i suoi magistrati interventisti, i grillini si sono trovati i loro e noi siamo un bersaglio per entrambi. Franceschini scherza, Salvini si gode i suoi alleati e la Bongiorno commenta strana la posizione a intermittenza dei pentastellati. Poi c'è il gran rifiuto di Papa Francesco che non vuole andare a Notre Dame, uno sgarbo vaticano secondo il Giornale, e poi il reddito del Movimento 5 Stelle vale 40 euro in rete elite fra cittadini e INPS, scontro sulla misura assistenzialista. Si svela il bluff del reddito di cittadinanza, scrive il Giornale. Dopo le prime comunicazioni ufficiali, molti italiani hanno scoperto di avere diritto soltanto a sussidi irrisori. Intanto sul web i cittadini litigano con i rappresentanti dell'INPS. Sul Giornale c'è anche la storia marchigiana di cui abbiamo visto traccia sulla pagina Facebook di Matteo Salvini. A 102 anni prenota una visita, tutto pieno, torni tra 12 mesi, le viene risposto. Dal Giornale andiamo a Italia Oggi. A 38 giorni dal voto europeo i media sono pieni di aria fritta prodotta dai partiti, scrive Domenico Cacopardo in prima pagina. E poi
Il PD umbro, nella rubrica diritto e rovescio, è venuto giù improvvisamente come il tetto della basilica di Notre Dame, non per un incidente ma per un crollo da lungo previsto. Il sistema politico-sociale umbro non reggeva più, scrive Italia Oggi nel corsivo di prima pagina. Questo era chiaro a tutti, che dovesse cadere era noto, quando sarebbe caduto dipendeva dal caso. L'intera struttura regionale, che durava da 70 anni, è crollata sulla base di nulla, di un concorso truccato per infermieri d'ospedale, un'inezia. In Umbria il PC comandava su tutto, in seguito era stato integrato dai DC di sinistra con contorno di curia. A questo inespugnabile blocco di sistema sfuggiva nessuno. Chi voleva un posto pubblico, si dice che quasi ogni famiglia umbra ne abbia uno, doveva assoggettarsi, ma anche gli imprenditori e perfino i liberi professionisti dipendevano da questo sistema chiuso, bisognosi anch'essi di una licenza, di un'autorizzazione, di un bollo. Questo sistema asfittico non poteva più reggere e infatti non ha più retto. Semplicemente, scrive Italia Oggi in prima pagina. Il commento di Domenico Cacopardo l'abbiamo visto prima, ballando sul Titanic, altro giro, a 38 giorni dal voto i giornali pieni d'aria fritta prodotti dai partiti. Ma il tira e molla di tutti con tutti sta proprio finendo, anche secondo il commentatore appunto Domenico Cacopardo, mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Antonino Danna, pagina 8, il rogo di Parigi ha terribilmente illuminato l'Europa dei soldi e non dei popoli, senza radici, senza identità, perché le ha rinnegate. Quelle guglie sparate verso il cielo sono l'immagine di quando non si guardava soltanto nel fango, ma si elevava appunto lo sguardo all'insù, al cielo. In Sicilia invece 1,5 miliardi dall'Australia per realizzare un progetto già vagliato nel 2010 dai cinesi, ci racconta Italia Oggi. Il magnate Peter Iellamo è pronto a finanziare un nuovo aeroporto internazionale a Catania, scrive Italia Oggi nel suo pezzo di primissimo piano. Mentre andiamo a vedere anche Avvenire, Francesco ha celebrato la messa in Cena Domini nella casa circondariale in carcere, il Papa lava i piedi ai carcerati, siate fratelli nel servire. La lavanda un gesto da schiavi a imitazione di Gesù. Gesù aveva tutto il potere, si chinò per lavare i piedi ai suoi con un gesto da schiavi. La Chiesa così vuole anche che il vescovo faccia questo tutti gli anni, ogni volta all'anno, almeno il giovedì santo, per imitare il gesto di Gesù e far bene con l'esempio pure a se stesso. Poi c'è la politica, Roma e maggioranza fuori controllo, la rissa 5 Stelle Lega per il sottosegretario Siri e la sindaca Raggi di cui abbiamo già straparlato, ma c'è anche ancora l'inchiesta di Avvenire. Sulla Libia, migliaia intrappolati, sui respingimenti illegali si muova il Parlamento. L'allarme di ONU e OIM, Organizzazione Internazionale Migranti. Sono almeno 3.000 le persone rinchiuse nelle strutture di detenzione libiche. La ONG italiana Intersos avverte che nel conflitto la parte a rischio è quella dei migranti più poveri. Intanto nuovi dettagli sugli audio segreti dei soccorsi confermano che le persone rimangono per ore in balia del mare. Il premier Conte, nel riferendo al Senato, parla di 18.000 sfollati. Per Caritas c'è il rischio di una crisi umanitaria, scrive appunto il quotidiano Avvenire. Il quotidiano Avvenire che si occupa anche di Notre Dame in prima pagina, cattedrali di pietra e delle vittime. Sappiamo cosa sono le distruzioni di chiese. Nel 2015 Zinder e Niamey sono state colpite dal fuoco dei fanatici, scrive l'editorialista di Avvenire. Un fuoco distruttore di Parigi visto con gli occhi di un missionario nel Sahel, dove le chiese sono attaccate, appunto. Mentre lasciamo anche Avvenire e andiamo a dare uno sguardo invece al Foglio. Il Foglio si occupa di Banca d'Italia, il collasso che non c'è, il reddito e le menzogne sulla povertà, così l'Italia ci ricorda che è più forte di chi la vuole rendere fragile. Insomma, l'Italia quando va bene è merito dell'Italia, quando va male è colpa del governo. È ancora in primo piano i garantisti e i gargarismi, cortocircuiti populisti, il Movimento 5 Stelle chiede la testa di Siri, la Lega lo difende, ma per un audio chiede la testa di Raggi, cortocircuito sostanzialmente. E sempre dal Foglio di oggi, oltre al ricordo di Massimo Teodori su Bordin, un intellettuale originale nell'Italia preda del fanfaronismo, spararla grossa conviene, il bluff di Salvini decisionista e il suo decreto sulle città che non cambia nulla, così la vede
Il Foglio. Adesso lasciamo il Foglio e andiamo brevemente alla pagina di cronaca locale. Dal Corriere della Sera, in cronaca di Milano e Lombardia, il nuovo Palalido, la nuvola del Palalido, 9 anni di cantieri, crack e ritardi, e adesso il nuovo impianto da 5.000 posti che apre a giugno per la Nations League, copertura avveniristica, luci a LED per il nuovo Palalido. Il Palalido vecchio fu inaugurato nel 1961 e costituì un pezzo di storia dello sport al chiuso indoor milanese. Chiuso nel 2010, l'impianto ha visto il cantiere prolungarsi. Nella sua storia non c'è stato soltanto lo sport, ha ospitato concerti rimasti nella memoria, come quello doppio dei Rolling Stones nel 1970. La fine del Calvario è a un passo, 2 mesi e Milano recupera un pezzo di storia. Per la rinascita del Palalido ci sono voluti 9 anni. Siamo in piazza Stuparici, il debutto il prossimo 21 giugno di questa nuova struttura avveniristica. E rimanendo ancora alla cronaca milanese e lombarda, il sindaco Sala boccia le zone rosse, inutili atti muscolari, ma il presidente della regione Fontana dice serve sicurezza, scontro sulle aree antidegrado annunciate da Salvini, Centrale, Rogoredo e Duomo le ipotesi di aree rosse fatte in prefettura. Mentre per quanto riguarda la riforma della sanità c'è un servizio da segnalare sul Corriere in cronaca lombarda. Dalla regione Lombardia 25 milioni ai medici per reclutare, tra virgolette, i malati cronici. Solo il 7,5% dei pazienti si affida ai tutor. Parte la trattativa tra assessorato e sindacati. Al momento solo il 7,5% di chi è cardiopatico o diabetico iperteso, insomma è uno dei 3 milioni di malati cronici lombardi. Al momento solo il 7,5% si sta curando secondo il nuovo sistema di assistenza studiato dalla regione per facilitare la prenotazione e l'esecuzione di visite ed esami e allo stesso tempo tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Sforzi tanti, risultati pochi. E ora l'assessorato alla sanità usa la leva dei soldi. In gioco 25 milioni di euro che i 6.000 medici di famiglia lombardi potranno intascare se finalmente contribuiranno ad arruolare pazienti. Proprio un anno fa arrivava nella cassetta della posta di 3 milioni di cardiopatici, ipertesi e diabetici una lettera. L'obiettivo: convincere entro fine 2018 1 milione di pazienti, 1 su 3. La promessa è che nessuno dovrà più preoccuparsi di prenotare gli esami necessari a tenere sotto controllo la malattia, ricordarsi le date dei controlli, fare salti mortali per la visita. Il tutor lo avrebbe fatto per il malato, sulla base di un programma personale di cure, un piano di assistenza individuale stilato da un medico di famiglia o da uno specialista ospedaliero. A fine marzo questi piani risultano intorno ai 225.000, 4 volte meno di quelli auspicati. Perché la riforma non decolla, se è destinata a migliorare la vita dei malati? Lo scoglio da superare è la scarsa adesione dei medici di base. Ora, su questo fronte si esercita la regione Lombardia dando incentivi ai medici, mentre la TV svizzera spegne il segnale, fine delle trasmissioni in Italia, stop dal 3 giugno. Il direttore dice dispiace, è una decisione del governo. Il 3 giugno la TV svizzera, mitico scacciapensieri, tanti bambini del nord vedevano i cartoni animati scacciapensieri. Il 3 giugno la TV svizzera spegnerà il suo segnale, fine delle trasmissioni per i telespettatori italiani rimasti nelle province di Como e Varese, fine di un'epoca. La Svizzera non si vedrà più. E con questo lasciamo il Corriere in cronaca lombarda. Per le cronache locali c'è da segnalare dal Corriere del Trentino e del Veneto lo scandalo delle bare dal Veneto in Trentino. Cresta sulla cremazione un indagato. L'accusa: vilipendio e gestione illecita di rifiuti, ma la cooperativa coinvolta dice niente di illegale. Prima di tutti sono entrati in azione gli agenti della polizia locale di Scurelle, Trento. Hanno notato all'interno del capannone che sembrava abbandonato persone che lavoravano, senza aver spiegato cosa facessero. Il forte odore che proveniva dal capannone li ha mossi ad allertare i carabinieri. In una condizione di generale degrado sono state individuate 24 bare accatastate, con le spoglie di defunti provenienti da diversi cimiteri del Veneto, mentre altre 3 casse di zinco si trovavano aperte sul pavimento. Dai primi accertamenti un giro d'affari proficuo. Aprivano le bare col piccone, tra motori, pneumatici, bidoni di oli, poi dividevano le spoglie dalla bara in legno e zinco, suddividevano i poveri resti in sacchi di nylon e successivamente in scatole di cartone sigillate, mentre le casse funebri
venivano sezionate o separate in sacchi diversi per lo smaltimento del legname e la vendita dello zinco. Oltre a questo vantaggio economico, la cooperativa Linea Momenti di Pergine di Guido Beber, in possesso del trasporto delle bare, anziché inviare subito ai forni crematori, avrebbero tratto un vantaggio anche dai minori costi di cremazione, stimati in 400 euro a salma. Si pensa che negli ultimi 3-4 mesi di attività, nel capannone di Scurrelle, dove sono state rinvenute 27 bare contenenti resti di persone estumulate da numerosi cimiteri del Veneto, sono transitate 150-200 salme, un affare di 250-300 mila euro, un calcolo dedotto anche dal traffico di zinco, 6.000 kg secondo i documenti rinvenuti. Mentre, lasciando il Veneto, il Corriere della Sera di Bergamo si occupa di Crescini che passa dal PD alla lista Stucchi. Claudio Crescini, ex consigliere comunale del Partito Democratico, il ginecologo si candida nella lista civica del leghista Stucchi. Fu tra i primi PD a sostenere Gori per una corsa a sindaco. Adesso invece si candida con il leghista Giacomo Stucchi e Salvini è in arrivo a Bergamo. A proposito di Bergamo, sulla cronaca del Corriere della Sera c'è la riapertura di un cold case, di un caso rimasto là irrisolto, indagini riaperte 46 anni dopo un sequestro, quello di Mirko Panattoni, il fascicolo a carico di ignoti su input della direzione distrettuale antimafia di Brescia, che ha acquisito tutti gli atti. Perizia sulla voce, ci furono diversi sospettati, tra cui un rapinatore la cui voce era molto simile a quella registrata nelle telefonate tra i sequestratori e la famiglia Panattoni. Fu fatta anche una perizia, ma la pista finì in nulla, dice il Corriere della Sera. Con questo ci fermiamo un attimo e poi abbiamo il Qui Parlamento. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Lasciamo la passione di Matteo, secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, che ci accompagna per tutta questa mattinata, e apriamo appunto, come il nostro costume, come consuetudine, la rubrica Qui Parlamento. Qui Parlamento. In collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, come tutte le mattine all'interno della rassegna stampa, apriamo questa finestra di commento che parte dai fatti del giorno ma anche dall'attività parlamentare. Io ho il piacere quest'oggi di dare il buongiorno e il benvenuto a Giulio Centemero, deputato lombardo della Lega e componente della Commissione Finanze. Buongiorno Giulio, grazie per essere con noi. Sì, ciao Giulio, buongiorno a tutte le spettatrici e gli spettatori. Ti abbiamo sentito questa settimana anche in occasione del seminario sulla questione armena, dopo l'approvazione da parte della Camera della mozione sulla questione del genocidio armeno, e abbiamo ascoltato tutti i lavori e anche il tuo intervento questa settimana su un tema del quale ci eravamo molto occupati anche in passato qui a RPL, alla radio, ed è stato molto, molto utile e molto bello, credo, mandare in onda
questo seminario con il quale anche la Camera ha fatto un bellissimo gesto. Ce l'hanno spiegato e l'hanno commentato molto positivamente Antonia Arslan, che abbiamo sentito in intervista, e la professoressa Shovan Nash Marshall, che ha dedicato un bellissimo libro del quale pure abbiamo parlato, a questa questione del negazionismo turco, in particolare sul genocidio armeno. Quindi meritevolissima l'iniziativa della Camera e della sezione che tu presiedi, no? Dei rapporti con l'Armenia. E questo lo volevo dire perché non tanti si sono occupati di questa iniziativa, no? Partirei da qua, ti lascio un brevissimo commento, Giulio, poi parliamo dei fatti del giorno, dell'approvazione del documento di economia e finanza e di tante altre cose. Come sai, non mancano gli argomenti stamani. Sì, certo. Presiedo la sezione bilaterale di amicizia tra i parlamenti italiano e armeno, quindi un ruolo formale tra i due parlamenti. Poi c'è anche un gruppo di amicizia informale che è sempre presieduto da un nostro deputato, che è l'onorevole Capitagno, e questa mozione, devo dire, è stata molto importante per vari aspetti. Innanzitutto ha messo d'accordo tutte le forze politiche tranne Forza Italia. Come mai? Ho detto, Forza Italia immagino che si sia astenuta, anzi inizialmente avevano presentato una mozione filo sultano, perché evidentemente il loro leader potrebbe avere degli interessi in Turchia, non lo so. Però io credo che con questa mozione è la prima volta della storia che passa una mozione nel Parlamento italiano che definisce i fatti avvenuti a partire dal 24 aprile del 1915 come un genocidio, quindi uno sterminio sistematico, mirato, programmato, atto a eliminare un gruppo etnico e religioso. Quindi è stato molto importante definirlo come tale. Ci sono state tantissime resistenze, da parte soprattutto del governo turco, ma anche un po' di tanti timori da parte, insomma, della Farnesina o di altri ministeri. Quindi ancora oggi c'è questa resistenza? C'è questa resistenza, ma io credo che il voto italiano abbia influenzato anche le coscienze del governo turco attuale, nel senso che noi l'abbiamo specificato, quali sono fatti avvenuti durante l'impero ottomano, quindi uno Stato che non esiste più, e soprattutto facendo un paragone, come se dicessimo, se noi italiani dicessimo no, durante le guerre coloniali nessuno italiano ha compiuto la strage di Deborah Libanos, non è stato torto un capello a nessun libico, via. Abbiamo o non abbiamo partecipato alla Shoah insieme ai tedeschi. Cioè, è evidente che per guardare al futuro bisogna un po' riconoscere anche gli errori del passato. Uno, due, è chiaro che questa non è la Repubblica Fascista Italiana, questa e non è neanche il Regno d'Italia. Adesso siamo in un'altra forma statuale e soprattutto le colpe non è che sono collettive o dell'attuale governo. La stessa cosa dovrebbe essere per la Turchia che è molto diversa dall'impero ottomano. Eppure ancora i primi ministri turchi hanno sempre tenuto una posizione molto simile a quella del sultano dell'impero ottomano, o meglio di Talat Pasha, che era il ministro degli interni di quel governo guidato dai giovani turchi che ha perpetrato lo sterminio nei confronti degli armeni, dei siriaci, degli assiri, di tutte le minoranze cristiane. Sostanzialmente gli armeni erano la più consistente e sono stati uccisi, si stima, circa 1,5 milioni di persone. Genocidio che poi ha ispirato Hitler nei confronti degli ebrei sostanzialmente. E poi, a mio avviso, è solo l'inizio di quello che abbiamo visto con l'ISIS in Siria e in Iraq. Tanto che il mausoleo del genocidio ad Deir ez-Zor in Siria è stato raso al suolo dall'ISIS sostanzialmente. Quindi dicevo, il voto importante non solo
per riconoscere una verità storica, ma è stato importante anche per smuovere le coscienze dei turchi, nel senso che la Turchia può fare a meno della Francia, per esempio, ma non può fare a meno dell'Italia. Noi siamo anche amati dalla popolazione turca e quindi il governo turco non potrà implicarsi in ripercussioni di nessun genere, e sono felice che stiamo anche muovendo le coscienze della Turchia laica. Quindi è un passo che è veramente storico, importante, e soprattutto una cosa che mi piace evidenziare è che quasi tutte le forze politiche all'interno del Parlamento, tranne 43 deputati di Forza Italia, hanno fatto una cosa straordinaria, hanno dichiarato una cosa straordinaria, che è dire: apparteniamo a forze politiche diverse, abbiamo punti di vista differenti, abbiamo ricette diverse per il Paese, ma condividiamo determinati valori fondamentali, in particolare quello della verità storica. Secondo me è una cosa di una portata straordinaria, perché significa che i fondamentali delle nostre coscienze ci sono e ci permetteranno di andare avanti ed evolvere questo paese nel futuro. Beh, guarda, siamo contenti di aver documentato tramite la radio tutto questo e anche di averlo in parte è stato molto importante, corroborato con alcune personalità, quelle che citavo prima. So che la registrazione della radio è utilizzata dalla nostra diplomazia, proprio per dimostrare alla Turchia, per dimostrare al mondo che non abbiamo lavorato per screditare qualcuno, ma per andare tutti avanti. Bene. Quindi l'operazione di Radio Padania è stata fondamentale. Beh, grazie Giulio, è stato utile anche per chi ha ascoltato, sicuramente è stata molto apprezzata. Intanto tocca scendere da questi temi importanti a una cosa non meno, per carità, non che non lo sia, ma più, come dire, legata all'attualità, della quale ci nutriamo facendo la rassegna stampa, ovviamente. Allora ti chiedo subito, per non perdere tempo, il tuo parere, la tua valutazione sul cosiddetto caso Siri, che si trascina con sé però una serie di valutazioni che sono riassunte in parte in un'intervista oggi al vice ministro delle infrastrutture Rixi, della Lega sempre, il quale dice a Repubblica, insomma, non è solo Salvini ad essere un po' stufo dei 5 Stelle, siamo tutti stufi, ma vi sembra normale che ogni giorno questi ci attaccano su qualsiasi cosa? Si riferisce in particolare Rixi al fatto che il ministro Toninelli ha revocato le deleghe al sottosegretario del suo ministero Armando Siri 7 minuti dopo che era uscito il lancio di agenzia sull'indagine su Siri. Allora tu che idea ti sei fatto? E soprattutto, come dire, ci sono scricchioli nella maggioranza tali da far ipotizzare qualcuno una caduta della maggioranza, una fine dell'avventura di governo, insomma, sono tanti che lo dicono da sempre. Adesso qualcuno lo dice ancora di più alla luce dei fatti di ieri. Tu come la vedi? Io la vedo bene, innanzitutto io sono convinto che Armando Siri non abbia compiuto nulla di illecito, sono assolutamente convinto, e sono convinto anche che lo dimostrerà e lo sta già dimostrando. In secondo luogo, è vero, da sempre, dall'inizio di questo governo ci dicono cadete tra un giorno, cadete tra 2 giorni. Noi abbiamo la fortuna di essere la Lega, e la Lega è una struttura come dire, compatta, organizzata, abbiamo degli obiettivi chiari e lavoriamo per gli obiettivi, che abbiamo tirato in ballo anche me su determinate vicende, o che tirano in ballo altri, poco ci importa francamente. Noi andiamo avanti finché siamo sicuri di poter portare a casa quelli che sono i nostri obiettivi, e quello che abbiamo fatto in 10 mesi di governo ha dell'incredibile, perché, e qui mi ricollego un po' al voto sul DEF e all'economia, cioè che ci sia ritornati a investire nelle regioni, nei comuni in maniera consistente per almeno 1 miliardo di euro all'anno, quindi creando altrettanti posti di lavoro, che la fiducia nei consumatori sia tornata, tanto che dopo l'annuncio usciranno dei dati molto positivi
sulla raccolta IVA che nel primo trimestre del 2019 è aumentata del 5%, che siano state aperte 3.000 nuove partite IVA a gennaio 2019 rispetto al gennaio 2018, che la produzione industriale, dati Eurostat, quindi non me li sono inventati io, sia in crescita in controtendenza a tutto il resto di Europa. Insomma, è chiaro che le ricette, il fatto di avere un altro punto di vista rispetto alle solite ricette stia premiando il paese. Cioè, noi siamo autonomisti, federalisti, sappiamo che per esempio l'ultimo prestatore di servizio del comune deve essere nella possibilità di spendere i soldi, di spenderli subito e di non dover aspettare, che ne so, un anno per una procedura per riparare il tetto di una scuola. Questo fa bene anche all'economia e alla fiducia delle persone, che è la cosa fondamentale, nonostante siano mesi che ci dicano arrivare all'Armageddon economico-finanziario entro la prossima mezz'ora, no? Il cigno nero. Abbiamo tenuto. Se dovessi fare un bilancio di tutte le piccole cose che però hanno dato grandi risultati che abbiamo portato avanti in questi mesi, mi meraviglio io stesso, nel senso che ogni singolo parlamentare della Lega sta in maggioranza come se quello fosse l'ultimo giorno di maggioranza, come se la Lega fosse al 3% e come se ci fosse una crisi economica galoppante, perché ogni momento deve essere utile a fare qualcosa di buono per il paese, per il movimento, e deve essere fatto subito. Cioè, ti faccio un esempio. Sì. Quando abbiamo presentato il progetto di legge sull'educazione civica, perché ripeto, bisogna guardare all'economia, ma l'economia non andrà mai bene se non ci sono i valori di base, quindi se non ci sono i fondamentali della società non ci sono neanche i fondamentali economici. Si pensava, tutti dicevano, allora, comincerete a incardinarlo in aula tra 2 anni, perché normalmente i progetti legge prendono 2 o 3 anni. Ecco, l'abbiamo presentato Capitagno e io poco prima dell'estate, e ieri è stato votato in commissione e andrà in aula dopo Pasqua. Cioè, quindi lo spirito fattivo che contraddistingue le regioni storiche della Lega lo stiamo esportando in tutto il resto del paese. Cioè, e cito Montanelli nell'editoriale che scrisse sul giornale il giorno dopo, o meglio, qualche giorno dopo l'alluvione della Valtellina, fosse tutta Valtellina, e quello è il modo che si sta un po' guidando, esportare i modelli lombardo-veneto in tutto il paese. Bene, a proposito di economia, però tu hai citato prima anche il documento di economia e finanza, è stato approvato dal Parlamento con risoluzione di maggioranza che impegnano il governo per la prossima manovra economica su 3 punti molto chiari, mi sembra. No agli aumenti dell'IVA, cioè alle clausole di salvaguardia dei conti pubblici che sono rimandate di anno in anno da un bel po' di anni ormai. No alla patrimoniale, e sia la flat tax, o la tassa piatta anche per i ceti medi, non solo quell'inizio peraltro apprezzato, mi sembra, di tassa piatta che è stato introdotto già con la precedente manovra per le partite IVA. E tra l'altro il ministro Tria mi sembra che abbia anche fatto riferimento a un altro spauracchio cancellandolo, la manovra correttiva, cioè un'altra manovra di finanza pubblica, dicendo che la faremo sì, ma al contrario, cioè con lo sblocca cantieri e col decreto crescita. E anche Banca d'Italia ha detto che nel 2019, nei primi mesi del 2019, il PIL ha segnato un aumento per quanto piccolo, 0,1%, uscendo però tecnicamente dalla recessione. Ultimo tema, ma staremo qui a parlare un'altra mezz'ora, Giulio, però ne ha parlato il ministro Tria, il debito pubblico è sì un peso, ma è assolutamente sostenibile, ha detto il ministro Tria. Per non parlare del capitolo autonomia delle regioni, in alcuni casi, ha detto il ministro Tria, ci sono richieste delle regioni che non sono coerenti con quanto prevede la Costituzione, ma il percorso non è in discussione, quindi le regioni possono benissimo andare avanti. Insomma, questa qui mi sembra un'agenda di un governo che ha intenzione di andare avanti.
Anche a me dà questa impressione. Sarebbe un peccato non portare a casa, per esempio, l'autonomia. Quindi dobbiamo assolutamente andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi. Siamo usciti dalla recessione, questo è vero, questi sono dati di Banca d'Italia, quindi ai gufi si risponde coi fatti. E un'altra manovra, delle norme molto importanti saranno appunto il crescita, ma soprattutto lo sblocca cantieri, cioè che costituisce un altro tassello nella manovra anticiclica che abbiamo cominciato a effettuare con la finanziaria. Quindi nel momento in cui si mettono capitali già allocati, perché non è che andiamo a indebitarci ulteriormente sul mercato, ecco che crei posti di lavoro, che crei benessere. Per quanto riguarda il debito pubblico è enorme, è quello che ci vincola un po' su tutte le scelte, perché la coperta ce la rende corta. Però devo dire che si è cominciato a ragionare seriamente sulla valorizzazione, per esempio, del patrimonio immobiliare dello Stato, che non significa vendita, significa valorizzazione, può essere messo a reddito, può essere dato in affidamento ai comuni, può essere utilizzato per servizi pubblici come le scuole o le case di riposo o altri tipi di servizio, cosa che non sarà mai fatta. Cioè, anche il patrimonio immobiliare dello Stato è talmente frazionato che nessuno ci ha messo la testa. Ora riprendo le dichiarazioni del presidente di Invimit, Trifone Altieri, di qualche giorno fa. Invimit si è messa seriamente a pensare a una valorizzazione del patrimonio, per non parlare del progetto lanciato in campagna elettorale di buoni di bond sostanzialmente relativi al nostro patrimonio immobiliare pubblico. Quindi insomma la storia ci ha insegnato che ogni tanto bisogna cambiare i punti di vista, e lo stiamo facendo in questo periodo storico di incertezza, instabilità e quindi di volatilità sui mercati, soprattutto del secondario, alla luce delle guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina, alla luce della Brexit. Le asset class che hanno più reso anche in termini di investimento sono quelle dell'economia reale. È una sorta di ritorno alle origini per noi. Dobbiamo puntare a far nascere nuove imprese, a stimolare i lavori pubblici e tornare a essere quello che eravamo, cioè mio nonno, mio bisnonno, mio papà. È un bel proposito, dopo l'ubriacatura di finanza degli anni 90 e seguenti, no? Ma sì, ma guarda Giulio, cioè i fondi magari con sede in Lussemburgo o a Londra alla fine raccolgono i soldi dei nostri risparmiatori e li investono sulle nostre PMI. Tanto vale investirci direttamente, dico io, no? Certo. Tramite direttamente in maniera liquida, magari aiutando degli amici, o anche in maniera liquida andando sul nostro mercato delle PMI, sui nostri mercati delle PMI, che possono essere l'EIM, che può essere il crowdfunding, ci sono tante opzioni. Io francamente non ho mai investito in titoli azionari su secondari, preferisco piuttosto prendermi una quota di NSRL e dare una mano a degli amici, ecco, e ho una famiglia. Giulio, l'ultima questione della quale ti volevo parlare, facendo riferimento all'economia reale della quale stavi parlando. Ecco, che cosa secondo te, perché oggi c'è un altro spunto che mi viene concettualmente dalla rassegna stampa di oggi, c'è un bel commento, come sempre, di Marcello Veneziani in prima pagina sulla Verità, che dice, riferendosi alla Lega e a Matteo Salvini, dice in sostanza Salvini deve guardare lungo, no? Perché è stato molto capace di convertire in voti tutto l'odio che gli viene riversato contro, però adesso è il caso di, come dire, pensare al futuro, perché dopo aver raccolto così tanto consenso bisogna durare, guardare in avanti, rinunciare alle conquiste istantanee, puntare
su profondità e disegni duraturi. Mi viene in mente una cosa con riferimento all'economia reale di cui parlavi tu. Ecco, per guardare avanti, per superare così la transitorietà del momento per momento, che insomma è pur necessario fare le cose mano a mano, però che cos'è che secondo te dal punto di vista proprio dell'economia reale potrà essere percepito e potrà essere quindi una delle cose su cui puntare come governo, come politica, come maggioranza, per far capire agli italiani che veramente si è voltata pagina? Cioè, cos'è la flat tax? È il drastico abbassamento delle tasse per tutti? La flat tax per i ceti medi, la tassa piatta di cui parlavamo prima? O cos'altro? Insomma, il modo per dire, ma finalmente il cittadino comune ha proprio materialmente, non devi scavare troppo per arrivare a capire qualcosa che è cambiato qualcosa, lo devi percepire come un cambiamento veramente grosso. Secondo te quali sono le partite su cui si gioca questo cambiamento grosso vero? Ci sono tante partite. Innanzitutto un taglio netto della burocrazia, cioè la prima tranche di flat tax era anche in quella direzione. Non deve neanche, e lo dico contro i miei interessi perché sono commercialista, però non devi neanche più avere un commercialista per gestirti la partita IVA. Ed è un messaggio molto bello soprattutto per i giovani che cominciano, oppure per quelle persone che magari a una certa età hanno perso il lavoro, oppure penso anche a tante mamme, tante madri di famiglia, donne che lavoricchiano e non avevano redditi consistenti, ma superavano i limiti che erano di 20-40 mila euro a seconda delle aliquote, e preferivano o non lavorare o lavorare in nero. Però ecco che è un peccato anche togliere quel reddito integrativo alle famiglie, e questo è un primo segnale. Il secondo segnale, magari meno percepibile da cittadino comune, ma che verrà percepito in maniera consistente e attrarrà investimenti, è il fatto che si rendono più snelle le procedure per il cosiddetto patent box, cioè un regime agevolato per la proprietà intellettuale, brevetti e marchi. Prima andava fatto interpello all'Agenzia delle Entrate, dovevi aspettare la risposta e da lì in poi potevi godere di un credito d'imposta del 50%. Adesso ne potrai godere subito. Ecco quindi che questo può attirare gli investimenti di farmaceutiche estere in Italia, o anche convincere i nostri ragazzi, i nostri imprenditori a registrare i propri brevetti in Italia. Dai brevetti nasce ricchezza, ce lo dimostrano la Svizzera, gli Stati Uniti e Israele, no? Quindi magari situazioni anche isolate geopoliticamente, ma che fanno ricerca. La ricerca inizialmente costa da solo il gettito dell'IRAP, ma poi ti dà dei ritorni raggianti. Quindi questi sono alcuni segnali positivi. La defiscalizzazione per chi investe sull'economia reale. Per esempio c'è stata una modifica, ancora dei decreti attuativi devono uscire, però sulla disciplina dei PIR, che sono dei piani individuali di risparmio, erano detassati, ora sono detassati solo se almeno una parte va sulle nostre PMI. Poi penso all'incremento della deducibilità su chi investe in startup innovative. Penso a tutte queste misure che andrebbero pubblicizzate un po' meglio, qui facciamo mea culpa, ma che creano un quadro normativo e fiscale molto vantaggioso, soprattutto per i piccoli e per chi vuole incominciare nuove attività. Dovremmo incominciare a pensare invece alle medie e anche un po' alle grandi imprese, considerato però il fatto che la vera ricchezza è la proprietà intellettuale e soprattutto bisogna consentire a tutti di poter fare impresa. Quindi secondo me la scelta di aver cominciato dai piccoli è molto positiva, perché il ciclo lo cominci cambiando la testa delle persone. La testa delle persone la cambi se da subito uno capisce che non siamo più nei tempi in cui si poteva avere un contratto per una fabbrica o per l'amministrazione pubblica per 30 anni. Il mondo è cambiato, il mondo cambia molto rapidamente
Però, ironia della sorte, siamo tornati agli anni 60, agli anni 50. La nostra creatività, il nostro savoir-faire come artigiani vengono apprezzati e dobbiamo puntare su tornare a quello. essere capaci anche a fare quello che ci siamo dimenticati. Puntare su quello, benissimo. Tu sei di Cogliate, San Dalmazzi, quindi non sai neanche di me. Va bene. Originario di lì. Bene, Giulio, io ti ringrazio, grazie a Giulio Centemero che è stato con noi nella nostra rubrica Qui Parlamento. Ne approfitto per farti gli auguri di buona Pasqua, naturalmente. Grazie, buona Pasqua a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, a te. Grazie a Giulio Centemero, buon lavoro, buona Pasqua Giulio. Qui Parlamento. E lasciamo di nuovo Johann Sebastian Bach che ci tiene compagnia stamani con la Passione secondo Matteo, celeberrima, e chiudiamo rapidamente la parentesi dedicata alla rassegna stampa. Riapriamo dopo peraltro in parte questa parentesi perché abbiamo ancora alcune notizie di cronaca locale delle quali vorrei darvi conto e peraltro oggi riapriamo le linee sui fatti del giorno. Mi sembra che ce ne siano abbastanza, ne abbiamo abbastanza dalla rassegna stampa di oggi per poter avviare anche come al solito una discussione con la vostra partecipazione. Potete chiamare tra poco allo 02 66 20 35 29 oppure mandare sms e WhatsApp al 346 64 27 756 tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che